tanti anni fa la nostra età. Son tanti anni che è nato un fiore ed è sbocciato nel bel mese delle rose. Sarà per oggi, domani e sempre, sarà finché saremo io e te eternamente. Ricordo come ero contento, le nozze erano d'argento, nipoti e figli tutti in coro, le nozze diventavan d'oro, in bianco e rosa sarai raggiante, sarai mia sposa di diamante. Nel bel mese delle rose sarà per oggi, domani e sempre, sarà finché saremo io e te eternamente. Sarà per oggi, domani e sempre, sarà finché saremo io e te Eternamente, perché questa bellissima canzone di Gianni Dego? Perché ieri per qualcuno è stato un giorno eterno, un giorno di ricordi, anche brutti ricordi, questo 7 aprile, questo bombardamento nella città di Treviso, tanti morti, e veramente questo fa ricordare, abbiamo visto anche questi diversamente giovani, come li chiamo io, nel ricordare, nel raccontare. E allora, prima di presentare gli ospiti, io vorrei proprio aprire con questo video di questa persona, di questo diversamente giovane che racconta, e sono talmente dei ricordi ancora limpidi, ancora chiari, che veramente fanno venire i brividi. Andiamo a sentire. Aveva 17 anni Gianfranco Ferrara il 7 aprile del 1944. Era la mattina del venerdì santo e con i genitori era stato in chiesa. Ora di anni ne ha 97. Ricorda con incredibile lucidità quanto accadde in quella giornata che segnò tragicamente la storia di Treviso e dei suoi abitanti. Siamo appena messi a tavola, se non che ancora alle 12:30 era suonato l'allarme. Però tutti i giorni suonava l'allarme, non ci si badava anche più ormai. E invece sono le 1:15 circa, la prima scarica che ha colpito Sant'Antonino. Allora ci siamo stesi per terra per evitare il più possibile le schegge. E con la bocca aperta e le mani sulle tempie, così, bocca aperta per evitare eventualmente danni dalla la compressione dell'aria, eccetera. Ci avevano istruito così. L'orrore quando Gianfranco, che abitava in vicolo Bonifacio, esce di casa ed attraversa una città irriconoscibile. Nella via che da via Barberia va in piazza Pola, una casa era crollata completamente e ho visto sporgere una gamba e soprattutto un'impressione anche di membra
buttate là da una parte e dall'altra, insomma, e dall'altra parte persone che erano tutte sorridenti e felici perché siamo salvate, venivano a abbracciarti, eccetera, siamo salvi. Gianfranco Ferrara ha fatto l'insegnante per tutta la vita ed ora che la guerra bussa di nuovo alle porte dell'Europa ribadisce l'importanza di ricordare. Specialmente chi l'ha sperimentato, insomma, e può raccontarlo e quindi diciamo ammaestrare anche i giovani. Allora vi presento subito questi due graditi ospiti. Abbiamo in presenza di Ottisalvi Perin, presidente imprenditore Piave 2000, che ringraziamo sempre anche per le testimonianze che porta, questo impegno non solo civile ma anche economico, dico io, che per cercare di ricordare, ecco, le origini, le cose che veramente appartengono un po' a tutti i ricordi. Saluto anche Giorgio Bughetto, presidente Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili di Guerra, che è qui con noi. Con questa mostra vediamo anche la locandina che ha avuto un successo enorme ieri, veramente a San Nicolò. C'è questa mostra molto importante per far capire l'importanza anche di ricordare. Ecco qui la locandina, 80° anno dal Treviso, del 7 aprile 1944. Allora partiamo proprio con Bughetto. Allora Bughetto, ieri è stata una giornata impegnativa, una giornata di ricordi. Ecco, le persone cosa hanno detto quando hanno visitato questa mostra e come è stato il 7 aprile quest'anno nei ricordi in piazza. Poi vi racconterò del 7 aprile. Beh, è stata una cosa eccezionale perché io ero in piazza, quindi ero presente come Associazione Mutilati Invalidi di Guerra e è stata fantastica quest'anno veramente perché la gente ha cooperato enormemente e non ho mai visto così tanta gente come sinceramente ieri, perché penso ci saranno state 10.000 persone, una cosa eccezionale, veramente incredibile. Poi col discorso appunto delle frecce tricolori e di quanto è stato detto e fatto, è stata veramente una giornata memorabile. Poi appunto sono tornato ad aprire la mostra, perché avevo anche la mostra da aprire, e ieri è stata un'apoteosi perché dalle 3:15, alle 3:10 che ho aperto, fino alle 7 ci sono state 50 persone. Vuol dire che la gente ha bisogno proprio ancora di sapere, di ricordare, di vedere cosa ha fatto la guerra e le guerre in particolare. Vedendo queste immagini, Bughetto, mi sembrava di andare in Ucraina, di andare a Gaza dove ci sono le guerre, perché quelle sono le macerie, non è che cambi, cioè sembra sempre di essere nell'ultimo posto che hai visto la guerra. Saluto anche Fabio Bui, collegato con noi, ex presidente della provincia di Padova. Adesso sentiremo anche cosa fa Bui, se ancora, ecco, con una poltrona, ipotetica poltrona nell'oblio, perché ancora non si capisce niente ma tutti stanno correndo. Grazie Bui essere qua anche lei per ricordare soprattutto questo 7 aprile. Però adesso passerei anche a Salvi Perin e vedrei queste immagini, ecco, perché abbiamo visto le macerie, ma le macerie cosa sono dovute? Alle bombe, queste bombe anche amiche che sono cadute nella città di Treviso e hanno distrutto la città, ma soprattutto tanti morti, famiglie, uomini, donne, bambini, un disastro, per poi ricostruire, perché poi alla fine si deve ricostruire. Allora perché distruggere la storia? Andiamo a vedere il servizio. Ecco, sono Perindo Ottisalvi, presidente del Museo del Piave, comitato Piave 2000, come vedete, imprenditore Piave 2000. Naturalmente sono tanti anni che raccogliamo reperti storici, eccetera, soprattutto per far conoscere la nostra storia, ecco, la realtà. Qui ci è capitato, per esempio, di aver trovato uno degli ultimi reperti, bomba americana, seconda guerra mondiale, quindi stiamo parlando di una bomba che fra l'altro si chiama le bombe in Chingun, una bomba amica, diciamo, lanciata dagli amici americani. Ecco, a fare attenzione perché tanti non vogliono che se ne parli, perché è una bomba amica, quindi gli americani, i nostri alleati, hanno distrutto Treviso con queste 2000 bombe che hanno lanciato, 1600, salvo imprecisione, 1600 morti, distruzione di Treviso. Ecco, io ho chiesto alle varie amministrazioni, ancora appunto anche quelle della controparte, di realizzare un qualcosa a Palazzo di 300 o sotto, perché secondo me parlare al 7 aprile di questi morti, di questa distruzione, ma non vedere l'oggetto cos'è che ha causato
sta roba, no? E qui abbiamo l'oggetto, noi ne abbiamo 2 al Museo del Piave e una vorremmo regalarla alla città di Treviso per essere esposta, e quindi io spero che il sindaco, adesso che l'ha già qui, praticamente non se la faccia scappare e dica di trovarci una collocazione per farla vedere. È stata, al giorno d'oggi queste bombe vengono fatte tutte brillare quando vengono trovate, quindi un unico reperto è il secondo quello che abbiamo al museo, perché le fanno brillare, quindi scoppiano, non c'è più niente da fare. E quindi qui veniva messa questa girante. All'ultimo momento sul bombardiere i militari che erano su avvitavano questo otturatore qui, che è una cosa micidiale. Noi l'abbiamo ricreato su un disegno che abbiamo trovato tramite gli americani, che io ho lavorato dentro la base americana di Aviano, e è un coso che non può sbagliare colpo, quindi quando lanciano la bomba con l'aria, quando viene giù questo gira e fa un scibilo prima di arrivare a terra. Quando arriva a terra praticamente si ferma e salta, quindi c'è l'otturatore che la fa saltare. Quelle che noi abbiamo trovato ancora così integre avevano ancora la chewing gum attorno qui, perché fermavano questa elica che non poteva girare. Ecco, questa è una situazione che abbiamo un reperto veramente importante, e la nostra espressione è di poterla per ricordare la cosa. Noi siamo delle persone che ci battiamo per i problemi del Piave, per altre situazioni, proprio per far conoscere la nostra storia, i nostri personaggi. La prima immagine che vi voglio regalare con Nicoletta Rizzetto è questa. Questa è una delle bombe inesplose di quel 7 aprile 1944. 500 libbre, oltre 2 quintali di distruzione. Di queste ne caddero oltre 2600 su Treviso quel 7 aprile del 44. A ricordarlo questo calendario portato in piazza da un emozionato Flavio Moretto. Proprio è stata distrutta a tappeto. Dico a tappeto in quanto coloro che erano presenti dicevano che camminavano non solo in mezzo alle macerie, ma in mezzo ai brandelli di gambe e di teste e di corpi umani. Ecco, ancora adesso dopo 80 anni ti emozioni? Sì, è una cosa emozionante, perché ricordo mio padre che mi diceva che si è salvato e aveva fatto una grande festa per questo. Mentre il tempo si sta portando via i testimoni diretti, erano ancora in tanti che, nonostante l'età avanzata, non sono voluti mancare alla cerimonia. Pandemonio, tant'è che non sentivo più niente, e invece bombarda. Guardi, 5 minuti tremendi. La paura c'è sta quando che all'inizio ero convinti di stare a sicuro, invece dopo ho detto guarda che è pericoloso, perché il soffocamento di fatti che ne hai estratto 20-30 soffocati e altri calpestati. Mio papà me la porta via. A raccontare altre testimonianze i ragazzi delle scuole medie trevigiane, alternati a brani musicali dell'orchestra dei giovani della scuola Coletti, fino alle 13:05. Quando allo scandire della campana della torre per 7 lunghissimi minuti ognuno delle oltre 1000 persone presenti in piazza ha ricordato un nonno, una zia, i genitori che hanno vissuto quella tragedia. Poi l'omaggio delle frecce tricolori, l'applauso dei cittadini ed infine l'inno nazionale cantato tutti assieme. Allora, Dio ti salvi Perin, questa bomba non sarà stata a Palazzo di Trecento, ma l'abbiamo vista per tutto il periodo con le associazioni, abbracciano l'associazione a Villa Margherita, che è sempre del comune di Treviso. Adesso non è in piazza Isidro, ma è in piazza Crispi, bottega di Bresolin. Chi vuole andare a vedere Elettricità Bresolin bisogna anche dirlo, perché veramente sono dei ricordi importanti. Ecco, cosa vuole dire? Perché questa passione nel ricordare, ecco, questa guerra, questi morti, con queste bombe veramente che sono sempre quelle, grosso modo sono quelle. Prego. Beh, io vengo da una storia molto importante, insomma, è 50 anni che mi batto per tante cose, forse magari la gente mi conosce poco, e quindi scusatemi oggi per la mia voce fuori del coro, per non prendermi querelle, leggo
questo documento, ma io sono da tanti anni che lavoro per gli americani, che lavoro in campi di guerra, eccetera. Questo è un articolo che ha fatto il maestro Dalmas, Francesco Dalmas, nella Tribuna ancora negli anni '80. Io fornisco agli americani tutte le basi in giro, anche per il mondo, di gruppi elettrogeni, quindi non è che siamo nati ieri. Io lavoro dentro la base, ho visto le bombe atomiche, ci sono le bombe atomiche a Viano, signori miei, quindi non scherziamo, quindi mi viene i brividi solo a pensarci. Ecco, allora prima di tutto intanto ringraziamo di cuore il signor Paolo Brisolin, che ha detto che ha esposto l'oggetto della tragedia, il bombardamento degli alleati americani del 17 aprile 1944. Paolo è un commerciante con negozio, lampade e elettricità, e quindi si è preso questo impegno di esporre questa cosa, perché già tanti si sentiva dire no, ma non portarla perché ti arrestano, arriva la Celler, arriva la Digos, eccetera, non potete portare. Allora mi sono assicurato in tutti i versi che la bomba non ha nessuna pericolosità, è un pezzo di ferro, diciamo così, e quindi è un ricordo, diciamo. È un ricordo, e quindi amaro, l'abbiamo qui, abbiamo rifatto questo tramite gli americani, ricreato questo oggetto otturatore, perché tutte queste bombe saltavano. Quelle che non sono saltate è perché gli italo-americani, che erano su per salvare noi sotto qui i suoi fratelli, mettevano il Cingun tra qui e qui, e questa si bloccava, questo è il Cingun, e non partiva l'otturatore. Queste trovate sono in queste situazioni qua. Allora io voglio dire che ho fatto insomma la conoscenza parecchia con il Museo del Piave e altro, ho fatto il museo con Caporetto, con Budapest, con il Museo Arsenale di Vienna, ho donato una barca che i nostri qua combattenti reduci di Treviso hanno voluto buttare nel ferro vecchio, e invece io sono stato raccolto a Vienna da generale capo, ho fatto 5 giorni con i miei amici ospiti a Vienna, e perché dentro in questo museo arsenale non avevano di queste barche. Quindi la cultura è questo, quindi non è vedere chi è Vittoria, chi ha fatto Vittoria avanzare con la bandiera italiana oppure con le frecce tricolori. Sono soldi buttati via, inquinamento e quant'altro. Si poteva fare altre cose, assolutamente, anche aiutare le associazioni che hanno bisogno. La mia protesta nel portare la bomba in centro a Treviso, gemella alle oltre 1500 distruttive, come un terremoto, scrive qua Heredia, appunto, terremoto 7.4, rendetevi conto, questo è il punto. Il Museo del Piave, Vincenzo Colognese, pensava di far cosa gradita donando alla memoria alle città martiri di Treviso questo introvabile, originale cimelio, recuperato proprio qui in un scantinato nel 2003 del mio amico fondatore del Museo del Piave, Vincenzo Colognese. Abbiamo scritto al sindaco Conte, prima abbiamo scritto anche a Manildo, quando c'era Manildo, me lo testimonia qui il signore, che l'abbiamo prestato Bughetto, anche nel 70° anniversario qui al museo. E quindi anche Manildo non la voleva, l'assessore Franchini ha detto sì, potrei prenderla ma la metto nell'atrio del Palazzo di Trecento, ma scusa, chi la vede? Allora il sindaco Conto avevo tenuto rapporti amichevoli con Fotto, in comune con il sindaco Gobbo, ma non c'è stato verso di ricevere nemmeno una risposta. Io mando lettere e non ricevo mai una risposta, né dall'uno né dall'altro. Dicono che il popolo non deve sapere la verità, questo è il discorso. Dicono in città che abbiamo rotto le uova nel paniere, perché Mario non poteva sottomettersi a ricevere l'introvabile cimelio da privati e inserirla nella blasonata, costosa, festosa cerimonia. Tante famiglie e persone hanno ancora presente i lutti. Un collaboratore video di Antena 3, Luigino Antonello, che fece dei servizi una decina di anni fa con tanti video e testimonianze, giorni fa ci disse: un certo ultraottantenne ricorda benissimo dei corpi dilaniati catapultati su gli alberi e a brandelli dalle rovine dei caseggiati. Questa è la situazione che dobbiamo pensare, signori miei. Dicono che il motivo c'era di festeggiare in pompa magna questa immane tragedia di distruzione e morte. Questi euro spesi per le frecce, carburanti eccetera non potevano essere distribuiti ai veneti schiacciati dalla crisi o a tanta gente che soffre la fame e ingiustizie?
Allora, abbiamo sentito la riflessione di Otisalvi Perin, adesso vorrei sentire la riflessione e il commento di Fabio Bui, visto che è stato un amministratore anche importante. Ecco, può mettere in imbarazzo un pezzo di ferro, una bomba, solo perché si sa la storia, perché la storia si conosce, non è che non si sappia cosa è successo a Treviso il 7 aprile, ma può essere ancora di imbarazzo per un'amministrazione nel 2024, ma anche nel 2020, come abbiamo sentito, qui non c'è solo centrodestra, centrosinistra, è la politica che non vuole ascoltare e far vedere questa bomba. Prego Bui. Ma assolutamente no, Mirella. Soprattutto in questo momento è opportuno che la politica evidenzi questi fatti e anche questi strumenti come la bomba di Treviso. Mi viene in mente che quando ero presidente della provincia, già con l'amministrazione precedente, ma l'ho conclusa io, e poi nel mio mandato, abbiamo aperto sotto il Palazzo Antenore, la sede storica della provincia di Padova, il Museo della Guerra. Sotto il palazzo da sempre c'è stato un bunker antiaereo utilizzato durante la guerra, e abbiamo aperto questo spazio che nessuno conosceva, nemmeno noi amministratori, ormai era da decenni messo ad archivio, e abbiamo aperto il Museo della Guerra dentro questo bunker, portando una delle bombe proprio simili. Vedendo il filmato mi veniva in mente quella che abbiamo, e l'abbiamo posta all'ingresso del Palazzo Antenore di Padova, sede della provincia e anche della prefettura, quindi un posto visitato quotidianamente da centinaia e centinaia di persone. Questo non per ricordare la guerra, ma per dire l'orrore di tutte le guerre. L'ha detto bene prima uno del Ferrara, mi sembra si chiamasse. Sì. Solo chi l'ha sperimentata può essere testimone dell'orrore di una guerra e dell'impegno che oggi tutti noi abbiamo nel non dimenticare e non riportarci in quel baratro di disperazione che sono le guerre e di distruzione. Guardate che oggi sempre più si sta parlando di preparazione alla guerra e sempre meno di contrasto, di mediazione per non arrivare alla guerra. Io molto chiaro, Bui. Abbiamo anche Rinaldo in linea, se non mi cade la linea, Bui, poi riprenderemo naturalmente. Vai Rinaldo. Pronto? Rinaldo da beversi il caffè. Allora passiamo con Bughetto. Come commentiamo le parole sia di Otisalvi Perin che di Fabio Bui, scusa? No, giustamente hanno detto la verità, perché c'è sempre una paura di toccare i progetti americani. Io sulla mostra che ho fatto ho messo anche tutti i bombardamenti fatti in Italia in quel periodo, dagli anglo-americani, perché non bisogna dimenticare gli inglesi, non solo gli americani, e hanno fatto 91.686 vittime. Pensate. Quindi non sono poche per i liberatori, che dico sempre io, i liberatori hanno liberato 91.686 persone delle proprie anime. Perché abbiamo queste persone che non hanno avuto una vita, non hanno avuto un percorso di vita, non hanno avuto un lavoro, quindi non hanno potuto magari sposarsi, avere figli o quant'altro. È una cosa immane ed è importante che questi qua, raccontarle, perché purtroppo vengono raccontate poco. Come i bambini alla chiesetta. I bambini, con i famosi bambini alla chiesetta della Madonnetta, che abbiamo parlato anche con Antonello, sicuramente superiamo i 123 bambini. Perché ricordiamoci che, come diceva Perin, lo sgancio di tutte quelle bombe là ha fatto disastri, quindi ha fatto, io mi ricordo cosa mi diceva mio padre che era dell'UMPA, che trovava pezzi di italiano e di tedesco e li mettevano dentro sulle casse, ma nessuno sapeva chi era, perché ricordiamo che sono morti anche 400 tedeschi, forse anche di più, in quel 7 aprile 44, perché in quel 7 aprile 44 Treviso era l'unico giorno in cui aveva avuto la contraerea. Sa cosa penso, Bughetto? Dopo vediamo anche il video che ha portato Bughetto.
che forse in quei momenti non esisteva il razzismo, perché non si guardava il colore della pelle degli americani, si guardava quello che veniva a salvarti, quello che ti aiutava. Ecco, io vorrei ricordarlo in un momento che ancora qualcuno sta dividendo, solo perché uno è nato in un paese diverso, ha la pelle diversa, mentre quando veramente la guerra ti fa capire che non c'è colore, non c'è età, non c'è niente, siamo tutti uguali. Infatti. E tutti uguali moriamo sotto queste bombe, sempre più sofisticate, come ha spiegato molto bene Salvi Perin, e soprattutto nel silenzio di quelli che dovrebbero, come dice Fabio Bui, cercare di mediare, di trovare una soluzione, perché questo è il vero problema. Ma purtroppo c'è un business pazzesco, il business delle armi. Per le armi si trovano sempre i soldi, per le persone che hanno bisogno pochi o quasi niente. Capite che ormai la popolazione non è più la popolazione di una volta, è una popolazione anche erudita, è una popolazione che sa benissimo e si fa questa domanda: ma perché per le guerre ci sono sempre i soldi? Bui cosa dice? È questo il tema, che non abbiamo o rischiamo di non aver imparato niente dalla storia. La storia ci indica che dalla storia e forse siamo spesso ostaggi, questo lo dico molto chiaramente, dalle lobby e dalle aziende delle costruttrici di armi. Guardate che in questo momento in Europa ci sono interi stati, anche europei, che stanno finanziando in maniera importante aziende per la costruzione di armi. E queste sono aziende che poi danno un ritorno anche economico anche a chi deve decidere per la politica, della politica. E quindi anche questo è il tema. Noi oggi dobbiamo andare col bagaglio della storia, col bagaglio delle conoscenze, con le testimonianze di questi testimoni diretti della guerra, a dire ed impegnarci tutti per trovare una soluzione di mediazione, una soluzione politica ai conflitti, non una soluzione militare ai conflitti. Su questo dobbiamo essere impegnati, ma sinceramente non andare in televisione a dire chi ha questa possibilità, ovviamente questa potestà, andare a dire siamo contro la guerra e poi impegnarsi in maniera forte come si sta facendo per trovare i soldi per le armi. E si trovano purtroppo i soldi per le armi, non si trovano poi per la sanità, non si trovano per la scuola, non si trovano per altri. Quindi è una questione di priorità, è una questione di strada che si vuole intraprendere. Vediamo insomma, perché poi quali saranno gli sviluppi. Certo che oggi vedere le immagini di Treviso di 50 anni fa, di 50 anni della guerra, di quegli anni là, e aprire la televisione e vedere che qui vicino a noi ci sono ancora immagini analoghe con morti e distruzione, fa veramente dire non abbiamo imparato nulla dalla storia. Però qualcuno potrebbe anche contrapporre dicendo ma se qualcuno mi invade devo essere più preparato, devo saper difendermi, avere i mezzi per difendermi. Come commenta? Il vero problema è perché qualcuno deve invadermi. Perché qualcuno Perché c'è sempre un pazzo nel mondo, non uno, ma anche più pazzi. Ecco, questo è l'altro tema, che ci sono tanti pazzi nel mondo e la guerra non viene fatta per una logica, viene fatta perché c'è qualche pazzo nel mondo. Capite che anche lì è c'è da discutere su come si sceglie la classe dirigente e anche come gli stati negli accordi che fanno, perché uno non nasce leader di una grande superpotenza se poi non c'è
anche tutto un accordo tra stati su come si voglia costruire oggi la geopolitica europea e anche mondiale. Il problema è che però questi fanatici della guerra sono sempre al sicuro. Ecco, quando vengono intervistati sono su altri paesi al sicuro, che muoiono sono le famiglie, i cittadini, gli umani, quelli che non c'entrano niente. È sempre così, non cambia niente, cambieranno le armi, ma che muoiono sono sempre le persone che non c'entrano niente con gli interessi della guerra. Pubblicità. Rinaldo si da bere il caffè, ma ha preso la parola Livio da Padova. Vai Livio! Pronto? Anche a Livio. Livio! Niente, allora andiamo a vedere il video, intanto vediamo se riusciamo a ripristinare le telefonate. Vai lì col video appunto del bombardamento di Treviso. Io devo ringraziare Giorgio Bughetto anche per questo video che fa capire l'importanza anche del rumore e del silenzio. Il silenzio che aspetta il rumore. E quale rumore arriverà?
a carico pieno o a carico vuoto. Ecco, quello che mi stava raccontando durante il video Bughetto, e grazie ancora Bughetto, perché veramente questo silenzio e questo suo umore fa molto pensare. Prego Bughetto. Sì, tutti i testimoni che noi abbiamo sentito che venivano a vedere le mostre sono stati concordi nel dire che capivano dal rumore dell'aereo se era a pieno carico o vuoto. E questo qua è una cosa importante, perché pensiamo cosa provavano a trovarsi questi enormi aerei che andavano magari in Germania, ma come quel giorno non pensavano che bombardassero Treviso. Eppure è successo. Eppure anche dopo altri 3 bombardamenti ha subito Treviso, perché bisogna ricordare anche questi. Quindi praticamente dobbiamo ricordarci, e soprattutto per le scuole, raccontare cosa provavano i nostri nonni. Io avevo mio padre e mia madre che l'ha avuto il bombardamento, l'ha sentito, l'ha trovato, e bisognerebbe insegnarli nelle scuole. Io ieri abbiamo visto una marea di gente, ma veramente una piazza gremita. Sì, ricordo il 7 aprile, ma a mio avviso anche per vedere le frecce tricolori, perché questa è la verità. Bisogna anche parlare chiaro, sapete che a Sveglia Venezia si parla chiaro. Però Bughetto, ancora una volta, se non quelli invitati appositamente, nel senso che i docenti si sono fatti carico di questo 7 aprile, io le scuole non le ho viste ancora una volta, non c'erano. Allora qualcuno dice, è domenica, la scuola non può obbligare, però abbiamo visto alcuni ragazzi che c'erano. C'erano 400-500 ragazzi. Però la storia a questi ragazzi che vivono questi momenti, perché nei telegiornali li vediamo tutti i giorni, non viene sentito da qualcuno, non da loro, ricordatevi, non da loro, che dovrebbe invece impegnare a livello proprio psicologico, anche a livello del ricordo, questi ragazzi, perché se continua così, questi ragazzi, ecco, vedranno queste macerie. Infatti. Le rivedranno in casa loro, però. Sì. È una mia sensazione, no, oppure a parte il sindaco, che devo anche ringraziare qua, perché ha spostato questi ragazzi che sarebbero stati nella piazzetta Aldo Moro, li ha spostati proprio davanti alla cerimonia, per far capire l'importanza anche di questi ragazzi. Però le scuole non c'erano, in un ricordo molto importante che riguarda la loro città, che riguarda questi bambini che non ci sono più, questi anziani che ancora piangono nel ricordo. Come mai, Bughetto, secondo lei? Allora, e soprattutto la mostra che viene fatta a San Nicolò, come coinvolgere le scuole? Perché è difficile portarli fuori, sì, però quando vogliono fuori li portano. Brava, Prego. perché guarda, io ho fatto per tanti anni un discorso appunto di semina nelle scuole, per portare, con tante mostre che ho fatto, che ormai ne ho fatto 31, per portare a conoscenza delle scuole e dei ragazzi la nostra storia. Purtroppo ho parlato con i presidi, ho parlato con gli insegnanti, stranamente ho parlato anche con il provvitoratori studi, però stranamente non ci sentono, non c'è. E poi quello che mi dicono, ma dobbiamo chiedere i permessi. Ma se siete a 5 minuti dalla nostra sede? E questo ricordo anche, tanti anni fa, ha fatto una bella mostra sulla Grande Guerra Carlo Fassetta, che penso tu lo conosci bene, che è un grande storico anche lui, e l'ha fatta proprio dentro a Riccati. Beh, lui ha avuto solo 5 scuole che sono andate a vederla, su 25 che ci sono là. Livio, vai Livio, abbiamo ripristinato il centralino, vai Livio! Sì, grazie Mirella, ciao. Grazie, ciao, saluto a tutti i tuoi ospiti. Ma io voglio essere ottimista, cioè secondo me una guerra mondiale non succederà più, parlo mondiale, purtroppo ce ne sono tante nel mondo, guerre diciamo, no? Però non sono guerre mondiali, ma io non posso essere sicuro, è una sensazione mia questa. E voglio dire, ricordare è sacrosanto perché anche se ci fosse una probabilità su 1 miliardo che potesse nascere una guerra mondiale, è giusto ricordare per scongiurare anche questa possibilità su 1 miliardo di cose. Perciò è giusto parlarne, ricordare sempre, perché questa probabilità su 1 miliardo non possa più accadere, più succedere. Vi ringrazio.
Grazie veramente Livio caro per queste parole di speranza, per questo diversamente giovane che nonostante tutto è ottimismo e questo è ottimista e questo fa veramente piacere. Voi come commentiamo? Ecco, il nostro Livio è ottimista, anch'io sono tutto sommato ottimista perché dico sì ma te mi fa fuori mi te muori anche a te, cioè non sai che ne sepa nessuno, non è che qualcuno si salvi o che ci sia un vincitore, non ci sarà mai un vincitore se penseranno proprio di fare questo. Prego Bui. Oggi l'ottimismo di Livio e che deve essere l'ottimismo di tutti noi, non possiamo oggi abbandonarci alla costernazione e a dire si va alla guerra, no, dobbiamo essere ottimisti che la ragione prevalga su quattro pazzi, perché poi l'abbiamo detto prima, nasce dalla pazzia di qualcuno, non dalla volontà dei popoli. Quindi oggi quella che deve guidarci è sempre fino all'ultimo momento la speranza di riuscire a evitare qualunque conflitto, sia mondiale sia locale. E questo deve guidare noi cittadini, ma deve guidare soprattutto chi ha responsabilità politica. E soprattutto io sono dell'idea che dobbiamo far votare i sedicenni, caro Bui, per dare un giro, una sferzata anche alla politica, coinvolgerli, responsabilizzarli, che forse ecco, questo impegno, anche un impegno anche politico, un po' alla volta, che devono fare questi ragazzi, li mettiamo pure sulle strade con il patentino, no? Allora possiamo dare il patentino perché vadano a votare a 16 anni, visto quello che stanno combinando certi, responsabilizzarli anche di più, perché stiamo parlando anche del loro futuro, perché questo di cui stiamo parlando. Salvi, come commenta? Perin. Ma guarda, io le ricerche storiche le ho sempre fatte, anche qui la gente non lo sa, abbiamo recuperato un Spitfire che bombardava sulla linea ferroviaria a Treviso, qui a San Martino vicino, quindi abbiamo recuperato, scavato 7 metri in piano campagna, abbiamo tirato fuori il motore e tanta altra roba anche a parte del corpo di quel pilota inglese del Spitfire, che questi Spitfire sono stati utilizzati qui per l'aeronautica trevigiana, no? E qui noi abbiamo per il futuro museo il motore Rolls Royce 12 cilindri che l'abbiamo tirato fuori da 8 metri su un'area praticamente che era lì una specie di palude. I 2 cannoni invece sono andati a finire al comune qui di San Biagio di Callalta, ecco che anche qui dovrebbe essere visibile sta roba storica importante. E quindi cosa vuoi? L'attenzione deve essere comunque sempre altissima, perché è ora di finirla, di essere stati trattati da mone, insomma, questo è il discorso, signori miei, parliamoci chiaro, qui il popolo bue è trattato a calci in culo, questo è il discorso, non siamo zero assolutamente, vogliamo zero, questa è la Visto realtà. Che abbiamo visto la crocifissione, siccome devo anche correre perché l'ora è volata, però nella crocifissione abbiamo visto i chiodi veramente che Perin ha portato questa mattina. Guardate che chiodi ha portato Perin, perché allora, la storia è anche questa, guardate. Dobbiamo fare a Colalto prossimamente, adesso faremo una mostra a fine mese a Colalto, importante storica, ma faremo una mostra anche sui chiodi, le ciodere praticamente. Era la più importante fabbrica in Italia, appunto nella Val Zoldana, e questi chiodi venivano fusi, quindi col materiale che trovavano lì, venivano fusi e dopo creati questi chiodi che dopo venivano lavorati alla forgia e andavano da tutte le parti del mondo, un tempo quando inchiodavano i legni eccetera. Allora questi chiodi sono dell'amico che lui raccoglie sempre Paolo Brisolini, che le mette in vetrina eccetera, e quando ne arriva un certo numero mi chiama e andiamo via. Allora li sta raccogliendo anche un po' da varie parti d'Europa e anche dalla parte della Palestina, Gerusalemme eccetera. E lui dice non si sa mai che domani mi arrivano qua dei chiodi di Gesù Cristo. Non l'ho nominato a caso, visto che non l'ho nominato, anche perché con noi bui italiani come creatività proprio ne batti un ciodo, proprio ne batti un ciodo, cioè è inutile che vengono, ma la creatività che abbiamo noi italiani nel DNA qua
Non ce n'è per nessuno, eppure sono riusciti a far morire tutti gli artigiani, sono rimasti pochissimi. Stanno veramente logorando quello che era il vero tessuto economico, la vera economia che era fatta da queste persone, dagli operai, gli operai che ganano 200 euro di stipendio, gli artigiani spariti, i commercianti stanno sparendo, i piccoli industriali, ricordiamo anche i suicidi che abbiamo avuto, perché le banche non gli hanno dato veramente il modo di respirare, perché all'improvviso erano diventati cattivi pagatori. Pensate voi, una persona che si è sempre comportata bene, all'improvviso da buon pagatore cattivo pagatore. Però a discrezione della banca, sempre della banca, che poteva aiutare, che poteva sostenere, mentre una volta quando tu andavi in banca c'era questa figura, il direttore, che veramente quando capiva, non era che andassi là con una montagna di carte, con progetti, ti guardava negli occhi e ti diceva ho fiducia e ti dava i soldi. Cosa è successo, Bui? Lei che ha vissuto la storia, perché la storia politica l'ha vissuta nel silenzio totale della politica, Bui, perché nessuno si è preso il cerino in mano, tutti hanno cercato di passarlo. Prego, Bui. Guardi, se uno ha la fortuna di girare anche in altri paesi europei, l'ingegno italiano è richiesto ovunque. La capacità di lavoro, la fantasia del lavoro, la capacità di realizzare qualunque opera, soprattutto nel mondo artigianale, in Europa, ma nel mondo. Io ho avuto la fortuna di essere stato anche in Cina, che chiedono personale italiano per formare poi il personale cinese. Siamo i migliori. Voi, parentesi, il pendolo che non ha fatto cadere il grande grattacielo a New York è stato ideato da un italiano. Sì, è un italiano che insegna peraltro all'Università di Padova. Ecco. Il tema è poi, nella filiera di organizzazione economica, perché non riusciamo a far sì che queste eccellenze in Italia sbocino e abbiano la possibilità di affermarci? Ecco, è lì che non riusciamo a poi, col nostro sistema politico e organizzativo a livello di architettura istituzionale, ovviamente, di tutti gli enti, non riusciamo a creare una possibilità per questi per questi artigiani, io dico per questi eroi, perché alcuni sono eroi che mantengono le posizioni, magari abbiano delle difficoltà create dalla, chiamiamola, burocrazia italiana. E come fare oggi? Come fare? Intanto dando la possibilità a questi missionari del lavoro e dell'impresa di poter essere... Però voi, lei fa parte del centro-sinistra e adesso c'è il centro-destra, destra, qualcuno dice, ognuno fa le proprie riflessioni a casa e anche qui in studio. Ma nessuno ha fatto questo, Bui, nessuno. Nessuno, noi ci ritroviamo, come ho detto prima, ancora adesso nel 2024, mentre gli stipendi politici sono quadriplicati se non quintuplicati, noi ci ritroviamo, noi parassiti, noi politicanti, ma quelli che lavorano, che sono gli operai, i veri artigiani, i piccoli industriali, le persone veramente per bene, che sono presi a pesci in faccia, Bui, nel silenzio totale, e continua a passare il cerino. Non è colpa mia, è colpa tua. No, non è mia, è di qualcun altro. Ma quello che sta pagando le conseguenze, e se il registro non gira non ce ne sarà per nessuno, è la persona per bene che paga le tasse, che lavora, che produce, che si impegna. Questo è il grande problema della politica, perché tutti quanti, bene o male, stanno facendo i propri interessi nelle poltrone dove sono stati messi dalle segreterie. Calma, Bui, dalle segreterie, lei ne sa qualcosa.
hanno poco da dire, è stato no, nel senso che sa che funziona così, che è la segreteria che propone il candidato, non di sicuro il cittadino. È questo che dà fastidio. Ti hanno tolto perfino la preferenza Bui, dicendo ma le preferenze non servono perché anche quelle possono essere manipolate. Ti intanto ridammi a preferenza e dopo ne riparleremo. Allora andiamo a vedere, siccome il tempo corre, dammi sto coso Perin perché non si vede da te, mi dice la gente, ecco qua, così contentiamo Perin che è in mezzo. Vediamo se la regia, eccolo qua, riesce a inquadrarlo. Cos'è questo? Questo è un po' la storia della mia attività, diciamo così, culturale, eccetera. Qui c'è un contatto con centinaia di talenti che mi hanno aiutato a sviluppare la cosa, quindi sono 50 anni di lavoro e lo vedremo bene, e c'è il nome anche di Mirella, perché c'è anche il nome di Mirella, vedete, anch'io sono qua, anch'io, ci sono. E quindi questa cosa importante che volevo portare a conoscenza. Tante cose sta facendo per questa cosa, e quindi sulla crisi che dite prima vi porterò, se è possibile, più avanti, se c'è spazio, per esempio il paese di Barbisano, che è il paese attaccato a Pieve di Soligo, esatto, lì era una specie di città che lavoravano il giunco e rotta, perché prima hanno iniziato a usare il venc, quello che raccoglievano quei rami sul Piave, fare i cesti, eccetera. Dopo sono riusciti a far finire le sedie per il Presidente della Repubblica. Ecco, vi porterò una sedia del Presidente della Repubblica, fatta il tempo. Di tutte quelle centinaia di ditte che c'erano lì troverete tutta una desolazione, sono tutti capannoni vuoti, una desolazione, è rimasta un solo artigiano che ha un dipendente solo, quindi ecco, questa è morta la storia. Allora Bughetto, lei sa che anche lei ha voglia di dare qualcosa alla Mirella, dice quando ti do questa roba, adesso la diamo in diretta, allora cosa mi dà il nostro Bughetto, questo presidente che anche lui, come Dio ti salvi Perin, ce la sta mettendo tutta per far ricordare la storia, ma rappresenta l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili di Guerra. Attenzione, validi di guerra, giusto? Quindi guarda, volevo dare questo libro, che è l'ultimo che abbiamo fatto e lo trovate nella nostra mostra, alla Mirella, perché grazie, abbiamo Bughetto, dentro 320 foto, molte delle quali inedite. Questo lo trovate alla mostra, lo facciamo vedere. Solo là. Noi abbiamo solo... Diciamo anche gli orari della mostra, che così... Allora, gli orari della mostra sono venerdì e sabato dalle 10 alle 12:30, poi abbiamo naturalmente il pomeriggio dalle 15 alle 17 e domenica dalle 11:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18, dopo come ieri per esempio siamo rimasti là fino alle 19. Perché continuava a arrivare gente. Perché la gente esce un po' più tardi, sta un po' più tranquilla, adesso è bel tempo, perciò disastro, visitatela perché vale la pena veramente. Poi vi dico, posso dire l'ultima cosa, che abbiamo dei plastici, che uno è il plastico della vecchia stazione di Treviso, che ce l'ha dato il modelisti ferroviari, e il plastico del come era ridotto il Palazzo di 300 dopo il bombardamento, e naturalmente abbiamo tanti cimelli che ci ha dato il grande Enzo Andretta, che lui è sempre presente con noi, e tanti cimelli della seconda guerra mondiale, quindi è piccola come mostra, ma vi dico anche subito che la domenica facciamo quella proiezione di un documentario sul 7 aprile. Quindi con testimonianza e quant'altro. Ecco, quindi ho sentito che abbiamo combinato un contratto adesso, poco fa. La bomba andrà a San Nicolò, all'associazione Il Doge, giusto? Sì, per questa Piazza mostra Pio X. importante, perché penso che Dio ti salvi meriti anche rispetto per quello che sta cercando veramente di far capire, che è l'importanza del ricordo che queste bombe continuano a cadere. Allora andiamo a vedere proprio questo museo del Piave con Dio ti salvi Perin, questo intervento. Andiamo a sentire. Grazie. Intervento Dio ti salvi Perin, Museo del Piave. Sono Perin Dio ti salvi, presidente del Museo del Piave, comitato Piave 2000, come vedete, imprenditore Piave 2000. Naturalmente sono tanti anni che raccogliamo reperti storici, eccetera, soprattutto per far conoscere la nostra storia, ecco, la realtà. Qui ci è capitato, per esempio, di aver trovato uno degli ultimi reperti
Allora abbiamo visto sempre Villa Margherita inclusiva con la bomba per far capire di cosa parlavamo, adesso abbiamo visto un piccolo spot di questo museo che sicuramente vedremo, andremo a vedere, vero Bughetto, perché merita veramente, cercheremo di onorare anche questi morti, perché ogni museo vuol dire anche morti, vuol dire ricordare le persone, le famiglie. Abbiamo Eugenio da Rossano Veneto, ciao Eugenio. Sì, buongiorno signora. Buongiorno. Volevo chiedere un'informazione per piacere, se sa darmi. Prego. A Grestà qualche anno fa un signore da Mestre ha detto che chi ha fatto 45 anni di lavoro, che è andato in pensione e che poi ne ha fatto altri 5 o 10, viene rivalutato la pensione. Pensa di avere qualche informazione, perché io l'ho chiesta e l'Inps mi ha detto che non mi aspetta niente, ho perso 10 anni. Allora Eugenio, tu devi andare o farti accompagnare da qualsiasi CAF, dal CAF, no, dove hai detto tu, dal CAF, con tutta la documentazione che hai, e loro ti diranno se hai o non hai diritto a qualcosa. Devi andare a qualsiasi CAF con la documentazione, tutta la documentazione che hai, e vedrai che loro ti daranno risposta. Ricordati, fatti accompagnare da qualcuno, prima fai una telefonata, prendi un appuntamento e avrai tutta la risposta che veramente chiedi, che io non ti posso dare. Perciò CAF, qualsiasi CAF con risposta. Allora Bughetto, cosa diciamo? Ormai la puntata si sta concludendo, ecco, questo pensiero, ma soprattutto questo appello. Ecco, che appello vorresti fare, Giorgio, proprio a queste persone, oltre a venire a visitare la mostra? Io mi rivolgerei alla politica a questo momento, a questi amministratori che sono loro i buoni padri di famiglia, no? Diciamo. Li deleghiamo, in sì, teoria dovrebbero essere questo, no? Il buon padre di famiglia. Certamente. Ieri sera ho sentito Papa Francesco, non so chi l'ha sentito, e mi ha fatto anche un po' sorridere quando ha detto che Dio perdona tutti e anche lui perdona tutto, però uno non l'ha perdonato perché era un ipocrita, c'era l'ipocrisia. Io più di uno magari direi, ma Papa Francesco deve perdonare tutti, però uno, anche lui, non ce l'ha fatta, ha detto questo non riesco proprio. Ecco, cos'è il perdono, Bughetto? Proprio lei che raccoglie queste immagini, che fa con questi mostri importanti. Allora, io ho sentito molti testimoni appunto e non hanno perdonato agli anglo-americani quello che hanno fatto. Io mi ricordo che mia madre mi diceva tutti allo stesso modo, quindi fascisti, tedeschi, americani, inglesi, erano tutte persone che hanno lasciato un astio, perché ricordiamoci che hanno portato la distruzione. E bisogna ricordare anche un'altra cosa che pochi ne parlano. Io ho sentito i testimoni che non ci credevo, che quando sono arrivati gli inglesi a Treviso si divertivano a prendere sotto le persone con le camionette. E c'erano queste ragazzine di 10 anni che quando vedevano, perché erano ubriachi, come vedevano queste jeep che arrivavano, si buttavano nei fossi, perché ne sono stati presi sotto parecchi. Allora, se questi ho detto, dopo non possiamo dire che la gente non ha un astio, non possiamo dire ma sono arrivati i liberatori, ci hanno liberato, ma come ci hanno liberato? Perché bene o male ricordiamoci che siamo ancora una colonia americana ancora adesso, perché hanno firmato un contratto di resa e per 90 anni li abbiamo qua. Quindi ricordiamoci che in Italia abbiamo 120 basi visibili americane e 42 invisibili. Grazie Bughetto, devo dare la parola a Bui. Come ci saluta Bui? Perché ho forato anche stamattina come al solito. Prego Bui, come ci saluta, che appello vuole fare? Lei da politico, ex politico, poi lo vedremo. Io sono sicura che non va a casa Bui, no, Bui per me non va a casa. Io sono già a casa da 2 anni, Mirella. Non credo, non credo. Prego Bui, come ci saluta? Io sono a casa e te prima mi hai collocato in un ambito politico. Io in questo momento sono a casa tranquillo che faccio il nonno da qualche giorno e non... vede, sono talmente d'accordo in alcune analisi che hai fatto nel dire che oggi la politica non risponde più ai bisogni dei cittadini, ma è elemento di tifoseria. Sono rimasti i tifosi in politica, non con gli amministratori che vogliono risolvere. Ovviamente non è un tema generale, ma si sta spostando sempre più tifoseria verso questo e l'altro piuttosto che in soluzione dei problemi.
Ecco, io in questo momento non ho scelto, ed è bene, io sono per i 2 mandati, dopo 2 mandati uno deve andare a casa, non solo i sindaci, anche gli amministratori a livelli superiori. 2 mandati sono più che sufficienti per fare e quindi si va a casa e si fa dell'altro. Vedremo, intanto ho il mio lavoro e vado a lavorare, adesso fra poco riparto e vado a lavorare. Grazie, grazie Fabio Bui. Prego Salvi. Un ultimo no, deve salutarci Perin. invito, e quindi vi saluto invitandovi tutti al Museo del Piave. Si trova a Caorera, in comune di Quero Vas, quindi dovete passare appunto verso il Piave, siamo sulla sinistra Piave. Quello che è importante che ho fatto realizzare da Giancarlo Zanardo, abbiamo la copia dell'aereo di Francesco Baracca, lo SPAT 13, quindi allora il buon o non buon Galan mi ha dato 250.000 euro e io ho finanziato la costruzione dell'aereo di Francesco Baracca. Una copia è lì da noi, statica, una copia volante la trovate a Giancarlo Zanardo a Nervese, che potete andare lì sabato e domenica a vedere in volo assieme al grande bombardiere che ha fatto, di cui il bombardiere ha 3 motori, e visto che lì da noi il motore non serve più perché non va più in volo, le abbiamo dato a fare il terzo motore di spinta dietro. Altra cosa importante che abbiamo 5 postazioni di volo multimediale che il mondo ci invidia, quindi voi salite a bordo dell'aereo e potete volare, partire, fare un giro su Belluno, su Venezia, su Singapore, dove volete andare. Abbiamo un programma vastissimo, c'è l'istruttore, dovete salire, quindi ci sono 2 L'apertura quando è? Quando si può andare? Dalla prossima domenica, hai visto? No, diciamo la data, no? Domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio. Siamo dei volontari, poca 14, gente. perciò domenica 14 a Caorera, in comune di Quero Vas, quindi non vedete solo bombe, ma vedete tante altre cose molto importanti e istruttive. Grazie anche a Dio Salvi Perin, presidente imprenditore Piave 2000, a Giorgio Bughetto, presidente nazionale mutilati e validi civili di guerra, a Fabio Bui, già presidente della provincia di Padova. Grazie, pubblicità. Siamo con altri ospiti, abbiamo in presenza Luca Spavanetto che è qui con noi, consigliere regionale Fratelli d'Italia. Buongiorno Pavanetto, grazie di essere qui. Abbiamo parlato di guerre, di bombe, di ricordi, soprattutto anche queste persone. Ognuno può fare le proprie riflessioni a casa, però quello che stanno facendo è un lavoro immane, è un lavoro veramente che fa tremare i polsi, nel senso che questi ricordi sono ricordi che purtroppo viviamo ancora in questi giorni, con queste guerre, questa pace che non arriva, questi grandi della terra che non riescono a mettersi d'accordo, sempre per un grande business poi alla fine, di invasione, di territori, ecco, tante armi. Com'è la situazione dal vostro punto di vista come Fratelli d'Italia? Come vedete queste manovre? Dopo parleremo anche di altre manovre che ci sono, ma di queste manovre che non si riesce a dialogare, a trovare la parola pace. Beh, premesso che non esiste una guerra giusta, e questo già la parola guerra va in contrasto con qualunque parola positiva. È chiaro che però c'è una parte che riguarda la difesa dei territori, e quindi quello che vediamo in particolar modo nell'Ucraina in questo periodo, e quindi l'Italia gioca un ruolo cruciale a difesa dell'Europa, a difesa del territorio ucraino in questo caso, ma proprio anche di invasione della Russia nei confronti di un territorio, quello europeo, che ha una, come si dice, un'area che si sta modellando negli anni, insomma, perché sappiamo, insomma, la situazione dell'Ucraina nei confronti dell'Europa e nei confronti della Russia. Poi c'è il versante, quello palestinese, israeliano, che è ancora, diciamo, peggio. Insomma, abbiamo visto poi il degenerare di questi ultimi giorni. È chiaro che l'Italia non può stare lì a guardare. Penso che la Premier Meloni abbia giocato un ruolo fondamentale in politica estera in questo periodo, perché l'abbiamo vista in Egitto, l'abbiamo vista al fianco di Ursula von der Leyen nel dibattito europeo, ma soprattutto anche per trovare un'alternativa, perché poi sappiamo, insomma, che le guerre sono mosse, come diceva prima lei, da interessi economici, non solo territoriali. Una volta magari si guardavano i confini, però poi alla fine bisogna vedere all'interno di quei confini cosa c'è.
interessante dal punto di vista economico, questo è poco ma sicuro, e su questo la diplomazia gioca un ruolo fondamentale e si è sempre visto, insomma, perché ormai è storia consolidata. Ecco, quello che forse molti popoli non hanno imparato dalla storia è proprio quello che, insomma, la guerra non ha mai portato qualcosa di utile, anzi ha portato solo distruzione e morte. Bravo Pavanetto, questa è la vera storia. Livia da Bassano, ciao Livia. Ciao Mirella, buona giornata. Grazie. Io volevo dirti che a Bassano c'è il putiferio. Cosa è successo? Livia? Non so, è caduta, riprendetemi Livia per cortesia, perché bisogna anche capire quando chiamano dove vogliono andare a parare con la telefonata, perciò è giusto anche capire, vediamo se riusciamo a riprendere Livia. Allora Pavanetto, questo che però io sento tutte le mattine con questa trasmissione è un malessere sociale, la solitudine che non riguarda solo i giovani ma anche i diversamente giovani, le famiglie. Ecco, c'è qualcosa che non gira, si sentono un po' messi da parte, non vengono loro date le risposte che vorrebbero, eppure specialmente i diversi giovani hanno fatto la nostra storia, hanno fatto le guerre, hanno sofferto tanto. Perché non si riesce a dare risposta a questi, Pavanetto? Liste d'attesa infinite, tanto è vero che ho chiesto al direttore Benazzi di fare una corsia preferenziale dagli 80enni in su, quando hanno bisogno, come l'hanno fatta per le persone, delle mamme in gravidanza, di farlo anche per gli ultra ottantenni, cercare di dare le risposte. Non può essere che si va contro tutto quanto viene puntato sul privato e l'ospedale pubblico sta languendo. Per fortuna Pavanetto, quelli che conoscono la materia, che sono gli scienziati, i ricercatori, anche il premio Nobel, ha detto basta, dobbiamo investire sul pubblico, guai a perdere il pubblico. Voi come partito da che parte state? Beh, allora l'abbiamo dimostrato anche in Consiglio regionale negli ultimi periodi, visto che c'è stata tutta la riforma sulle ATS, questa riforma sanitaria che proviene da una legge nazionale e viene recepita da una legge nazionale e poi viene naturalmente calata sul territorio attraverso una legge regionale che, diciamo, rivoluzionerà un po' anche tutto l'assetto sociale, naturalmente con i pro e i contro di tutte quelle che sono le evoluzioni e le rivoluzioni, insomma. È chiaro, in materia sanitaria effettivamente stiamo vivendo un momento molto difficile, non nascondiamocelo, l'assessore Lanzarin insieme al presidente Zaia, insomma, non si nascondono dietro a questo. Stiamo cercando però di far di tutto, sicuramente non siamo catastrofisti come parte dell'opposizione sempre a criticare, insomma, perché siamo ancora una delle regioni che riesce a tenere uno standard sanitario elevato, certo abituati a quello standard precedente che avevamo, oggi le difficoltà sono più evidenti, le liste d'attesa sono uno di quegli esempi, ma c'è anche molto di più. Il problema qual è? Che c'è un blocco dei costi sulla sanità e una delle cose più importanti, e qui vedremo anche la capacità del Veneto, del popolo veneto, ma soprattutto della classe dirigente veneta, nel momento in cui avremo una delle 23 materie sull'autonomia, che è quella magari sulla sanità, dove effettivamente con una razionalizzazione dei costi, quindi senza aumentare la spesa, potremo utilizzare quei costi per magari pagare il personale sanitario in più, per dare un contributo in più, per cercare di dare quelle soluzioni per togliere, insomma, le situazioni di emergenza che si sono venute a creare. Le liste d'attesa sono nate, le problematiche sulle liste d'attesa sono nate con il Covid, perché c'è stata una sospensione totale di alcuni servizi che poi naturalmente quando sono stati ripresi si sono riversati completamente in un blocco unico, senza però aumentare quelle che potevano essere le corsie. Questo è stato un po' il problema. Ad oggi in alcune ULS riusciamo a dare risposte, diciamo, dirette, o comunque riusciamo a essere abbastanza in linea, su altre invece effettivamente il problema c'è, ma penso che, insomma, i direttori generali ci mettono anima e corpo per risolvere le problematiche. Per quanto riguarda invece la cosa, sorrido sulla parte dei diversamente giovani, mi piace questo termine, potrei dire che io forse sono diversamente vecchio a volte su alcune cose, no, battuta a parte, effettivamente c'è. Dopo il periodo del Covid c'è stato sicuramente anche un dover ripartire con il volontariato. Io ho notato da amministratore locale, quindi non da consigliere regionale, ma da amministratore di una città, come tante altre del Veneto, come le oltre 500 del Veneto, che effettivamente quelle situazioni di aggregazione, quei punti di ritrovo che c'erano
per i nostri anziani. Non parlo solo dei centri anziani, parlo dei centri diurni naturalmente, sì. Quindi quelli che sono autonomi, quelli che vogliono passare una giornata o vogliono mettersi a disposizione. Ecco, su questo sto vedendo che gli amministratori stanno facendo una grande fatica per ripartire, perché c'è stata la paura di tornare a quei modelli, ma da parte delle persone stesse. E questo purtroppo in un'era dove le velocità tra la tecnologia, gli smartphone e altro, e soprattutto tutta l'era digitale, a due velocità diverse, si rischia che le situazioni di solitudine siano molto, molto frequenti e molto importanti. Allora, siamo riusciti a ripristinare la linea con Livia. Eccoci qua, Livia, vai. Adesso che questo signore sta parlando di sanità, a Bassano c'è una sanità che fa schifo. Per avere un appuntamento devi aspettare 2 anni. Non sono capaci di capire questo direttore cosa pensa di fare. Noi per andare in ospedale dobbiamo andare o Cittadella o Castelfranco. Queste sono le 2 cose che volevo dire a questo signore. Come dobbiamo fare noi a Bassano? Avevamo un ospedale vecchio che andava migliore, lo hanno chiuso, ci hanno fatto uno di nuovo e non funziona niente. Grazie Livia, molto cara, ti ringrazio, perché anche loro devono sapere la voce del popolo, perché questa è la voce del popolo, il popolo che dice: ma cosa state raccontando, noi ci troviamo in questa situazione. Sono appena stati riconfermati i direttori, mi sembra che sono appena stati riconfermati. Quello che è sconvolgente è però che non è cambiato niente, ecco, cambia il direttore, neanche quello, ma l'orchestra è sempre quella, e poi chiamano qua, prego. Io una battuta veloce alla signora con la quale avrete il contatto. Invito la signora a mandare una mail con il caso specifico, perché a volte magari può esserci la difficoltà di non avere una visita, ma perché magari il CUP magari non ha recepito o per qualche altro motivo, insomma. Quindi perché dico questo? Perché la politica, cioè i consiglieri regionali come i consiglieri comunali del paese, sono lì a fare da sentinella sul territorio, quindi noi serviamo per quello. Infatti io tante volte dico: ok, venite a lamentarvi e ci sta, ma venite anche con il problema, perché troviamo la soluzione assieme. E io sono sicuro che i nostri consiglieri regionali del territorio, e su quel territorio insomma c'è un assessore regionale che è Elena Donazan, ma anche un consigliere regionale Gio Formaggio, ma ce ne sono tanti altri naturalmente, ok? Penso che possano prendere in carico e capire qual è stata la problematica della signora e magari risolvere una problematica che lì in questo momento magari non riesce ad essere risolta, se è vero che ci servono 2 anni per una visita, ecco. Allora, prima ho avuto ospite Fabio Bui, non so se lei l'ha conosciuto, già presidente della provincia di Padova, è stato anche sindaco, centrosinistra, il quale dice: io sono convinto dei 2 mandati, sono più che sufficienti. Questo lo dico anch'io, perché anch'io sono per 2 mandati, ho sempre detto chiaro e tondo, anche per un ricambio, perché 10 anni sono tanti ed è giusto anche cambiare, anche se uno è stato bravo, ma ce ne sono anche tanti di bravi, possiamo provare anche quegli altri, perché sennò a minestra ne gira, è sempre qui a stufa, ma soprattutto un rinnovo. Ecco, come andrà a finire? Perché noi sentiamo che c'è ancora spinta, specialmente per i governatori, specialmente il nostro del Veneto, per il 3° mandato. Com'è la situazione a Pavaneto? Cosa pensate di fare? Perché ormai ho capito che mancano 2 anni, ma bisogna anche iniziare a capire la volontà politica, se si vuole il cambiamento o se si vuole la continuazione di quello che è stato. Allora, il mal di pancia nei confronti della politica e soprattutto il ragionamento con la pancia da parte di molti elettori negli anni ha portato a chiunque, ai giovani soprattutto, a chi vuole avvicinarsi nel senso all'ambito politico, o anche ai professionisti, ad allontanarsi dall'ambito politico. E questo è un dato di fatto, perché infatti il fatto di aver portato a 3 mandati sotto i 15.000 abitanti la legge è perché effettivamente c'è una grande problematica di trovare persone che vogliono spendersi e mettersi a servizio della comunità, così si vuol dire, ma non tanto perché non ci si vuole mettere a servizio, perché se poi guardiamo le associazioni di volontariato con le quali lei spesso ha un dialogo, ma parlo di qualunque tipo di associazione di volontariato, può essere l'Avis, i Carabinieri in pensione, piuttosto che tante altre realtà anche associative, insomma ce ne sono. Noi siamo pieni di associazioni di volontariato e penso che il Veneto sia maestro sotto questo punto di vista, e grazie naturalmente a cittadini semplici, non grazie alla politica. Questo la politica può supportare, ma è poi il cittadino che lo fa.
E questo problema è che c'è stato sicuramente un fatto di spendersi per la cosa pubblica, quindi quando si va a amministrare, con più rischi che soddisfazioni. Con un calo di risorse per i piccoli comuni, dove effettivamente quando uno inizia ad amministrare sicuramente perde qualunque tipo di voglia, perché effettivamente le problematiche sono molte. Con spesso una fatica anche di trovare del personale, perché le amministrazioni oggi, mentre una volta lei sicuramente avrà seguito nel corso delle sue trasmissioni i concorsi pubblici, una volta facevi un concorso pubblico, c'erano 1 milione di persone per un posto di lavoro, adesso per 10 posti di lavoro ce ne sono poche migliaia, questo è il problema. Ma perché non c'è stata programmazione? Qualche addetto ai lavori dice: colgo l'occasione per salutare anche il professor Roberto Cauda, infettivologo al Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore, grazie di essere qui. Quella programmazione sulla sanità, professore, lei che è un addetto ai lavori, perché qua siamo profondo nord, lei è centro-sud, centro-nord, chiamiamolo come vuole, perché uno l'ho detto profondo nord, ha detto io sono a Roma, ci mancherebbe, beh insomma... No, guardi, allora io professore, cosa ci racconta? Come va a Roma? Dunque, non mi permetterei mai di correggere, anche perché l'Italia, diciamo, è lunga, stretta. Io poi sono nato a Genova e ho vissuto anche qualche tempo nel Veneto. Mi permetta di aggiungere, ma lo dico per dovere di cronaca, io dal 1° novembre ho lasciato l'attività clinica al Policlinico Gemelli, rimango come docente universitario, ma in questi ultimi giorni, forse anche per la lettera che è stata fatta da illustri ricercatori, dal premio Nobel, eccetera, mi è stato più volte chiesto da suoi colleghi una sorta, non dico di bilancio, ma anche di esprimere anch'io la mia opinione sugli aspetti della sanità. Ora, io ovviamente non entro nel merito di quelle che sono le scelte politiche, che possono essere diverse da regione a regione, che poi hanno un loro compendio a livello nazionale. È chiaro che qualche cosa non ha funzionato in termini, come lei diceva, di programmazione, e certe volte la programmazione è anche molto difficile da attuarsi. Noi abbiamo vissuto questi ultimi 3-4 anni la pandemia Covid-19 e qualche cosa, tra le tanti lutti, disgrazie che ci ha portato, forse ci ha permesso di comprendere, ad esempio, cosa che io credo il Veneto fosse già in linea con questo prima della pandemia, cioè l'importanza di una medicina territoriale che non fosse potesse ospedalocentrica, ma che in qualche modo avesse nell'ospedale la parte finale, ma che potesse fare in qualche modo aggio sulle persone e sui colleghi, anche sul personale sanitario in periferia. Quindi io credo che, ad esempio, questa è la prima cosa che mi viene in mente, il numero dei medici, degli infermieri, essere attrattivi nel mantenerli, perché io come docente universitario ormai corso e vedo che molti giovani sono in qualche modo disamorati da tutta una serie di cose che avvengono, che potrebbe essere anche troppo lungo qui elencarle, e prendono la via dell'estero, che non è solo e soltanto, io credo, una questione di soldi, ma è anche una questione, direi, di identità. Parlo per quello che è stata la mia personale esperienza negli anni. Io sono stato a lungo negli Stati Uniti, ma sono tornato, e credo che tutto sommato queste scelte potrebbero essere condivise da altri. Ci sono, ahimè, persone, e non giudico ovviamente loro, io non voglio assolutamente giudicare nessuno, quali lasciano l'Italia e trovano magari maggiori soddisfazioni all'estero. Questo fa parte anche della programmazione. Abbiamo Vladimiro da Rovigo in linea. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Intanto 2 parole velocissime su quello che ha appena detto il professore in collegamento. Per me la sanità deve essere pubblica e le parole del professore sono sacrosante, appunto. Se voglio fare una domanda al tuo ospite in studio, il 29 aprile o il 30, cioè da quella data lì è molto probabile che venirà finalmente approvare la legge che regola l'autonomia delle regioni, e la regione Veneto ha già annunciato che chiederà alcune di quelle 8-9 materie per i quali non è previsto il LEP. Per me, per esempio, è importantissima
sia la materia del rapporto con l'Unione Europea, per avere soldi dell'Unione Europea, ma anche il rapporto della gestione del commercio con l'estero, perché se lei gestire bene queste due materie qua, collega la regione all'Europa che funziona. Volevo chiedere una cosa appunto all'ospite. Il fatto che sia da alcuni anni al governo e che gusti il potere di poter decidere direttamente da Roma i destini dello Stato, delle regioni e anche delle città, venga un po' attenuare l'entusiasmo per l'autonomia regionale o è rimasto uguale a prima? Cioè non venga scalfio di 1 millimetro sulla determinazione di arrivare anche in Veneto a avere un'autonomia buona, maggiore? Seconda domanda e ultima. Presidente Zaia annuncia che vuole chiedere tutte e 23 le materie. Per me alcune materie è anche inutili averle, più che altro sembra una ripicca anche giusta nei confronti di altre persone che non voleva concedere autonomia. Ecco, voglio sapere, come seconda domanda dall'ospite, se anche lui è favorevole che sia tutte le materie per la regione o che forse è meglio andare a scegliere quelli più importanti, soprattutto quelli che riguardano il lavoro, per aiutare le persone a avere lavoro e quindi soldi a fine mese. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro, prego Pavanetto. Ma penso che non comprendo la domanda nella parte dell'entusiasmo, perché ci sono due piani che secondo me sono importanti, Mirella. E quello dell'entusiasmo di un referendum che c'è stato, e ricordo che Fratelli d'Italia all'epoca, che non era al governo ma in Regione Veneto all'epoca aveva un consigliere regionale solo e non eravamo in Parlamento eravamo all'opposizione, votò a favore dell'autonomia del Veneto. Quindi, premesso questo, ricordo al telespettatore che dopo anni nei quali si è parlato di dell'autonomia, è dovuto arrivare un governo a trazione Fratelli d'Italia con un Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che abita vicino al primario che abbiamo qui collegato, ecco, naturalmente in battuta metaforicamente, visto che insomma sono entrambi dalla stessa zona. E è servito un governo a trazione Fratelli d'Italia per prendere in pochi mesi dall'insediamento, perché ricordo al telespettatore che nel 2022 a ottobre si è insediato il governo, 5 mesi dopo, quindi a febbraio, l'iter aveva già preso il via per arrivare poi appunto a questa situazione di oggi. Non è che manca entusiasmo, e qui rispondo in maniera, è che mentre prima si parlava di un tema in termini politici generali, e su questo ci stava anche l'entusiasmo, la carica, la voglia, oggi invece si va a perfezionare o comunque a dettare delle linee di una legge che sarà fondamentale e importante, che è quella sull'autonomia, che è in verità una vera e propria riforma, anzi una vera e propria rivoluzione. Pavanetto, parentesi, perché qua si parla che l'autonomia sembra che deve arrivare fra un 15 giorni, un mese, 2 mesi al massimo. Infatti spieghiamo un momento, perché questa cosa. L'informazione deve essere corretta. Esatto, allora io ho parlato dell'iter, infatti non ho parlato dell'arrivo dell'autonomia. È stato dopo il referendum, ci sono stati varie discussioni nel corso degli anni, sono passati circa 7 anni più o meno, insomma, mi pare. 2360 giorni, eccolo là, perciò non sbagliamo. Il nostro contagioni qua non sbaglia mai, quindi 2360 giorni nei quali si sono susseguiti vari governi e, a differenza di quello veneto, dove c'è sempre stato, diciamo, il governatore Zaia, gli altri governi, quindi i giallo-verdi, i giallo-rossi, eccetera, eccetera, insomma sappiamo i governi che ci sono stati, hanno sempre interloquito per cercare di arrivare ad una situazione, diciamo, di compensazione. È chiaro che però il governo centrale, quando fa questo tipo di riforma, non può guardare e dialogare solo con il Veneto, ma tante altre regioni con le quali poi naturalmente può avere delle ricadute. E quindi oggi, con l'insediamento del governo Meloni nel 2022 ottobre, nel 2023 a febbraio è iniziato l'iter, ricordiamolo, perché è stato, mi pare il 1 febbraio, se non sbaglio, 1 o 2 febbraio del 2023 è iniziato l'iter con il ministro Calderoli che sta portando avanti la riforma, poi ci sono stati vari step, quello del 29 aprile diciamo dà una linea ancora più chiara di quello che può essere l'autonomia e da lì si aprirà il tavolo, infatti per quello il governatore Zaia dice andrò subito, appena approvata partirò, andrò a Roma per iniziare a dialogare sulle 23 materie, naturalmente si lancia sulle 23 materie come giusto che sia, ma poi saranno quelle più importanti e più fondamentali. Fa un
un po' Però, pensare, qui... Pavanetto, questi governatori che per il terzo mandato sono tutti d'accordo. Sull'autonomia mi sembra che non siano per niente d'accordo tra di loro e qua sarà dura la faccenda, molto dura. Abbiamo un'altra telefonata, se no cade la linea, poi continuiamo. Tamara da Spregiano. Ciao Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Come stai? Dai, bene. Mi fa piacere, invece io ho le stampelle. Sei caduta? Sì, sono caduta, mi sono fatta male. Aia. Ma niente di grave. Ascolta Mirella, una piccola storta. Ascolta Mirella, io volevo dirti due cose. Una, oggi è il compleanno di mio papà. Sarebbe stato il compleanno di mio papà che ha fatto 64 anni. E volevo dedicargli una piccola poesia sulla pace e sulla guerra, perché ieri è stato gli 80 anni del bombardamento a Treviso e volevo dedicare a tutti quanti a Treviso questa bella poesia che ho trovato e mi sono un po' inventato delle parole. Allora, come si chiama il tuo papà, Tatiana? Roberto. Tamara. Roberto. Allora, papà Roberto, tanti auguri da parte di tutti noi, di Sveglia Veneti, e sentiamo la poesia di Tamara. Vai Tamara. La pace. Se sì è in pace, se si vive felici, se sì è in guerra si soffre. Quando i palazzi crollano, le persone scappano in pace. Le persone sono uniti e felici. Non dimentichiamo che la vita delle persone vale più di 1000 parole. Auguri papà, buon compleanno. Cara Tamara, complimenti Tamara, molto bella, brava, proprio brava questa figlia che sta cercando anche di sostenere questo papà che ha dei problemi e noi ci siamo per aiutare anche Tamara, brava Tamara. Professore, quello che però vorrei sentire da lei, ma questi ragazzi, lei adesso insegna, è un docente, ma cosa dicono questi ragazzi quando frequentano queste università? Come vedono la situazione sia nell'ambito che hanno scelto ospedaliera, ma anche proprio a livello mondiale? Cosa dicono questi ragazzi quando lei si confronta con loro, professore? Cos'è che le fa più dispiacere? Perché voi ce la mettete tutta per dare un buon insegnamento, per cercare che questi ragazzi escono dalle nostre università che tutti invidiano perché sono preparatissimi, questa è la verità, non possiamo nasconderlo, siete bravissimi, però poi vanno oltre perché la dignità, come ha detto lei, della persona, dello studio che hanno fatto, non è solo un fatto economico, è anche rispetto per lo studio. Prego professore. Sì, io la ringrazio di questa domanda, è una domanda che io mi sono posto molte volte. Io da una decina d'anni insegno in 2 università italiane, che sono la Cattolica e il Campus Biomedico, e insegno anche in una serie di università europee. Adesso ho mantenuto solo l'insegnamento all'Università de Paris-Cité e all'Università di Edimburgo e devo dire che c'è un comune sentire dei ragazzi in tutte le università europee, perlomeno io negli Stati Uniti sono diversi anni che non insegno, però il comune sentire è quello di avere una forte preparazione tecnica e io credo che se c'è un qualcosa che dovremmo, ed è un mea culpa di tutti noi, fare è non solo dare una preparazione di tipo tecnico, ma dovremmo far insegnare, e non so quanti di noi, io per primo, siamo in grado di farlo, a colloquiare con i pazienti. Cioè, nel senso, io credo che si sia un po' persa, ed è questo io credo che sia il male maggiore della medicina in questo periodo in tutto il mondo, il fatto che abbiamo una medicina ipertecnologica, curiamo malattie che quando mi sono laureato io nella metà degli anni 70 non ci sognavamo di poter curare e guarire. Oggi sono curabili e guaribili. Nonostante tutto questo c'è una diffidenza delle persone nei confronti non tanto della medicina ma di chi la eroga. Pensi che ci sono miliardi e miliardi di spese per una medicina difensivistica, dei medici che si difendono nei confronti di eventuali denunce, non tutte ovviamente motivate, forse pochissime motivate, ma non è questo il punto. Il punto è che
lei mi ha chiesto qual è il sentire. Io penso che i giovani vorrebbero sentire forse di più, inconsciamente, un supporto della società. Questo è avvenuto durante, lei lo ricorderà, la pandemia Covid-19 che ha colpito in maniera drammatica tutta l'Italia. È stato dopo la Cina il primo paese a essere colpito. Ricordo che il primo paese, appunto nel Padovano, Vo, se non ricordo male, insieme a Codogno c'è stata la prima zona rossa. Ma al di là di questo, volevo dire, in quel momento gli operatori sanitari furono, secondo me in maniera sbagliata, chiamati eroi. Facevamo solo e soltanto il nostro mestiere e la nostra professione. Oggi però forse c'è un po' troppa, non dico, insomma, non c'è più quella sintonia. Dovremmo riprenderla questa sintonia, e si riprende anche attraverso l'insegnamento universitario. Molto chiaro, e la ringrazio per queste parole, professor Cauda, fanno molto pensare e riflettere. Ecco, questi giovani che si pongono queste domande, questi giovani che hanno un futuro incerto, è un futuro che fa anche paura a Pavanetto, perché la politica non è trasparente, non è chiara, almeno per loro. Noi abbiamo visto queste manifestazioni anche fuori dall'università, ecco, nelle piazze, perché non riescono ad avere un posto veramente, trovare una stanza a un prezzo veramente equo, non riescono non abbiamo ostelli, non abbiamo tutti questi aiuti, questi supporti che dovrebbe avere un ragazzo che studia. E poi volevo sentire anche cosa ne pensava il professore. Qualcuno mi ha detto, qualche ricercatore, che all'estero ci sono dei veri laboratori, quelli che mancano qua in Italia. Vorrei capire cosa intendeva, professore, questo ricercatore che ha detto, non mi ricordo se eravamo in Australia o in Canada, che ha detto qui ci sono altri laboratori, veri laboratori, si dovrebbe partire già sui licei a fare questo. Pavanetto, cosa dice? Lei è giovane, ha studiato, ecco, come vede? Perché il professor Cauda è stato molto chiaro, prego. Sì, allora, secondo me non è una questione prettamente economica il fatto di fare certi tipi di lavoro. Sicuramente lo è stato per un determinato periodo, parlo soprattutto in campo sanitario, dove poi la concorrenza con il privato ha portato molte buone braccia e molte buone menti a andare nel campo privato piuttosto che di rimanere nel pubblico. C'è anche però una questione proprio di missione, cioè è un po' come quello che si diceva prima, cioè quello che fa il sindaco di un piccolo paese non lo fa certo per una questione economica, o chi fa il consigliere comunale anche di una città media, perché comunque non ci guadagna nulla dal punto di vista economico, lo fa per spirito di servizio nei confronti della comunità. E penso che chi lavora soprattutto in ambito sociale e soprattutto in ambito sanitario, come diceva il professore poco fa, deve avere una spinta veramente verso la comunità, quasi da volontariato. Ma perché dico questo? Non tanto per la questione economica, perché uno naturalmente vive del suo lavoro e se ha una professione è giusto che sia pagata, però è chiaro che il rapporto umano nei confronti dei pazienti, nei confronti dell'utenza, spesso come si suol dire, è la prima cosa fondamentale, e questo nasce proprio dalla passione con la quale si fa un lavoro. Per quanto riguarda i ragazzi, è vero, sì, diciamo che negli anni le leggi che sono state fatte non hanno certamente aiutato ad avvicinare una classe giovane che esce dalla scuola alla classe invece, diciamo, che poi deve andare a gestire l'impresa. Non parlo neanche di andare a lavorare per l'impresa, perché quello è già naturale di sé, ma proprio quello di avere l'opportunità per un giovane medico di pensare di arrivare a avere una carriera, diciamo, importante all'interno dell'ospedale, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista proprio della scalata, una scalata nel senso di servizio. E quindi l'ambizione, ecco, diciamo, quindi la fame di lavoro, di conoscenza e la voglia di arrivare. Ma perché dico questo? Perché negli anni sono state fatte delle leggi che sono andate proprio in contrasto con questo. Io spesso faccio l'esempio, io sono diplomato, ho lavorato per 20 anni all'interno di un'azienda, sono figlio di operai, quindi non ho avuto un'azienda nella quale entrare direttamente, ma ho trovato un posto di lavoro subito appena uscito da scuola. Sono geometra e quindi, insomma, come la vecchia classe, diciamo, lavorativa degli anni 70-80, ecco, geometri e ragionieri, esatto. Battute a parte, però questo cos'è stato? Io mi ricordo però che a 15 anni ho fatto la mia prima stagione.
oggi poter far fare una stagione, diciamo, lavorativa ai ragazzi, e non parlo solo di lavorare dietro un bar nel periodo estivo, visto che insomma sa da dove vengo, ma anche, come si suol dire, tirasoperi, ecco, giusto, quindi andare a fare la raccolta piuttosto che o a lavorare, insomma, per una materia, per un periodo stagionale, aiuta e ti fa entrare in due ambiti: quello lavorativo, cioè quello di stare, diciamo, sotto paron, come si suol dire dalle nostre parti, e dall'altro anche capire che per spendere €1 o comprarsi un telefonino si suda, si deve sudare e si fa fatica. Sì, però e sudare che questo non vuol dire essere sfruttati, no, Pavanetto. su questo siamo d'accordissimo. Ecco, perché bisogna anche capire perché il ragazzo dice anche di non è più ragazzo di una volta, infatti, Mirella, che andava bene tutto. Mirella, ma il problema è che io mi ricordo bene che quando ho iniziato a lavorare proprio con questo ambito, la busta paga base era una buona busta paga, non era una paga da fame, sia chiaro, non sto parlando di questo, sto parlando però di un sistema che ha bloccato interamente questa cosa, e quindi un ragazzo per iniziare a lavorare deve arrivare ad avere 18 anni e quindi perde 3-4 anni di possibilità di imparare un mestiere, o anche di imparare un mestiere che poi non lo farà più nella vita. Io per esempio ho fatto 10 anni il barista, il lavoratore all'interno di un pubblico esercizio, e non ho aperto un bar, ho fatto tutt'altro nella vita, però quello mi ha permesso anche di capire, anche dal punto di vista dell'educazione, quando mi siedo a bere un caffè, chi sta dall'altra parte del banco. Oggi naturalmente estremizzo questo, come mi ha insegnato a dover fare 2 stagioni per comprarmi il famoso scooter. Sì, però vedi, questo Pavanetto, però, questo ma è aiuta. vero, però Pavanetto, devo aprire una parentesi. Allora, apriamo anche la parentesi. Lei sta parlando di buste paga che erano di un certo livello. Facevo questo perché mi davo la possibilità di prendere qualcos'altro in più. Diceva lo sfruttamento, dicevo che all'epoca non era pagato male. Non era diciamo. pagato. Adesso è pagato male, certo. anche se a livello di contratti è tutto regolare. No, adesso è tutto regolare. Io ho qua persone che vengono addetti ai lavori, compresi i sindacati, quello che viene dato è tutto regolare. Il problema è che non è regolare un fico secco, Pavanetto, perché la politica ha fatto sì che questi contratti, che sono dei contratti che strozzano le persone, perché voi non potete dare, non parlo di lei, parlo in generale, un contratto che prevede di dare 1.500 euro stagionale e poi ne paga 600-700 euro di una stanza per andare a dormire. E questo titolare una volta vitto, alloggio pagati, e adesso questi ragazzi, che quasi tutti che io parlo sono ragazzi che studiano, che cercano di prendere questi soldini per andare a studiare, Pavanetto, per andare a studiare, e si vedono pagare soprattutto questi stipendi che sono irrisori rispetto al costo della vita che c'è. È il costo della vita che è incredibile alto per questi ragazzi che vogliono studiare, Pavanetto. Guardate che io parlo con tantini, non so, e studia tutti, professor Cauda, io quelli che trovo tutti che studiano, che fanno questo lavoro per pagarsi l'università, per pagarsi gli studi. Questo è quello che sento io. Non è che sono ragazzi che fanno questo lavoro per chissà trovare quale altro lavoro. Questi ragazzi, e guardate che ne sento tanti, sono tutti ragazzi che studiano. Professore, come commenta? Poi sentiamo ancora Pavanetto. Certo, è vero, c'è una quota parte non piccola di persone, soprattutto quelle che hanno una mobilità, nel senso che chi non ha la fortuna di stare nella propria città, dove magari vive con la famiglia, ma si deve spostare perché l'università non è esattamente nella propria città, deve trovare alloggio, tutta una serie di problemi che sono tutti molto molto costosi. E semmai, e mi permetta di aggiungere a quanto lei prima mi aveva chiesto, è uno dei problemi importanti che credo sia ormai ineludibile, è quello di fornire quelle infrastrutture che consentono agli studenti di avere una loro dignità per poter studiare, e affitti fatti in maniera tale da non essere troppo onerosi, avere la possibilità quindi di un accesso semplice alle aule universitarie. Tutto questo ovviamente non si risolve in un giorno, però andrebbe fatto in maniera abbastanza consistente. Speriamo venga fatto al più presto, insomma. Pavanetto? Allora, ci sono 2 piani. Il primo è quello dello stipendio che diceva lei, e se posso aggiungere una cosa, penso che la maggior parte
degli stipendi pubblici, parlo naturalmente degli stipendi base, non sto parlando degli alti funzionari, dei dirigenti, ci mancherebbe altro, sono comunque bassi e non sono adeguati a quello che è lo standard di vita. Quindi non stiamo parlando solo dei ragazzi, stiamo parlando proprio di un problema generale. E su questo proprio mi pare di ieri la notizia del Ministero dell'Istruzione in particolar modo che ha avviato l'aumento dello stipendio, seppur minimo, ma comunque agli insegnanti, che penso sia già un bel gesto, ma purtroppo poi le risorse e la coperta sappiamo che è ben corta e quindi non si può esagerare subito di colpo, però è chiaro che questo è uno sforzo. Per quanto riguarda la questione che diceva lei, io sono d'accordo su questo, cioè oggi chi vuole fare un lavoro spesso e volentieri poi si trova comunque ad affrontare delle spese che praticamente fa prima, come era successo per un periodo, a rimanere a casa con i redditi di cittadinanza, perché se io devo andare a fare una stagione a prendere 1.500 euro al mese e pagarne 700 per una stanza, era meglio che rimanessi a casa con il reddito di cittadinanza che me ne dava 800, ed è perfettamente in linea questa cosa qui. Il problema è che poi questo ha tolto fondamentalmente dal mondo del lavoro una serie di figure e gli imprenditori stessi si sono trovati in difficoltà. Oggi la classe degli imprenditori si è mossa in questo senso, lo vedo in determinate realtà, dove, e lei lo vedrà spesso, quando si lamentano che non trovano il candidato ideale per il posto di lavoro che chiedono, perché mettono a disposizione non solo magari il lavoro in sé, ma anche l'alloggio piuttosto che, cioè si è tornati a quel modello che lei diceva, con molta calma. Nell'ambito stagionale, devo dire la verità, sì, nel senso che si è capito che per avere un lavoratore bisogna comunque dargli, come era una volta, insomma, un minimo di dignità e quindi la parte dell'alloggio, del vitto, eccetera, eccetera, perché altrimenti comunque nessuno si avvicina a questo, oppure si avvicinano solo determinate fasce, ok? E quelle sono purtroppo quelle legate agli stranieri, ai bangladesi e così via, e questo non è corretto. Però quello che dicevo prima è che questo è stato innescato tutto negli anni, quando si è portato questi ragazzi a non poter lavorare in determinate fasce d'età, a non poter lavorare in determinati ambiti, e io penso che questo abbia portato una classe che Abbiamo Paola da Padova, se no cade la linea, vai Paola. Paola? Niente, sta il centralino oggi. Allora, professore, cosa dice? Ecco, questo groviglio di problemi, questo passare sempre il cerino, però noi le risposte non le abbiamo, questa è la verità. Noi usciamo di casa, ogni volta ci mettiamo le mani nei capelli anche per le infrastrutture. Ma soprattutto quello che volevo sapere da lei, professore, secondo lei se arriva un'altra pandemia siamo abbastanza preparati? Perché è inutile che ce la giriamo attorno, perché si parla anche di questo, non state così allegri e tranquilli, perché abbiamo capito che c'è anche qualche altro problema, non c'è solo l'intelligenza artificiale, come ha detto il professor Gerosa che ho avuto ospite l'altra settimana, sì, intelligenza artificiale, però c'è sempre la persona umana, c'è sempre l'uomo, ecco, questo uomo che manca dove dovrebbe invece esserci, perché non c'è stata programmazione. Ma a parte questo, secondo lei siamo abbastanza preparati? Tocco una materia un po' delicata, ma devo farle questa domanda perché noi non sappiamo, sì. Ma non è che vada tutto così bene. Prego, professore. Assolutamente sì, guardi, è una domanda che si pone anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha detto: prepariamoci per la X disease, la malattia X che non ha ovviamente un nome ma che potrebbe causare una nuova pandemia. Ora, se noi guardiamo nella storia, ma potrebbe essere questo mio giudizio falsato dal fatto che si tratta di virus diversi, sono dovuti passare 100 anni dalla spagnola a Covid-19 perché ci fosse una pandemia così destruente, anzi la spagnola è stata anche più destruente di Covid-19 per oggettive ragioni. Era appena finita la prima guerra mondiale, non c'erano i farmaci, non c'erano vaccini, non si sapeva addirittura quale fosse la causa. Il virus dell'influenza è stato isolato negli anni 30 e la spagnola è del 17-20. A questo punto, per rispondere alla sua domanda, è chiaro che la risposta potrebbe essere sì, siamo preparati, no, non siamo preparati. Purtroppo è molto sfaccettata. Io, guardi, seguo in commissioni anche a livello europeo, e una delle cose che più si parla è un termine inglese, preparedness, cioè essere preparati. E l'essere preparati significa avere piani pandemici, significa accumulare quelle risorse
che possano servire nel momento del bisogno. È chiaro che noi non sappiamo da dove verrà il nemico, però possiamo avere alcune idee su quello che potrebbero essere le nuove emergenze, e proprio su questo vanno costruiti i piani pandemici, vanno costruite le preparazioni che cominciano, consenta, a livello dell'insegnamento universitario, perché lì si formano i medici, gli operatori che saranno poi quelli in prima linea durante la pandemia. Ora, è chiaro che adesso sento molte parole, ad esempio la Dengue, su Zika, su Chikungunya. Per carità, non dobbiamo assolutamente sottovalutare nulla, però bisogna anche riconoscere che questo tipo di malattie ci sono sempre state, magari oggi con i viaggi hanno un maggiore sviluppo, però la X disease, la malattia X, a mio giudizio è altra cosa, e per questo bisogna prepararci, bisogna essere pronti senza farci cogliere, direi, di sorpresa. Covid-19 è stata una mezza sorpresa e non eravamo forse prontissimi. La prossima volta dobbiamo esserlo di più. Senta professore, noi questa mattina abbiamo un rappresentante di Fratelli d'Italia che ha la premia al governo. Cos'è che chiederebbe se adesso veramente si potesse, diciamo, esaudire qualche desiderio del professor Cauda, sia come infettivologo che come docente? Cosa chiederebbe? Ecco, qui c'è un rappresentante, sono al governo, cosa chiederebbe, professore? È tipo lampada di Aladino, quanti desideri possa avere? 1, 2, 3. Due, anche troppi, 2 professore. Solo per stazza posso fare Aladino, anzi genio. Scherzo, ovviamente, così come lei scherzava sul cielo che ci ricopre sia me che sia l'onorevole Presidente. Volevo dire questo, lei prima parlava di laboratori e di scienza, poi nel corso dell'intervista questo si è andato un po' perso, ma io non mi ero dimenticato della potenziale domanda e le rispondo in questo senso. Primo desiderio sarebbe quello di dare un maggiore impulso alla ricerca scientifica. Ovviamente l'Italia ha le risorse che ha, non è gli Stati Uniti, ed è la prima cosa. La seconda è quella di investire nella sanità pubblica, se ne è molto parlato in questi giorni, il suo Vladimiro, mi sembra, il signor Vladimiro aveva detto all'origine la sanità pubblica deve essere difesa. Ecco, trovare quelle risorse che so essere come una coperta molto poco lunga e copre da una parte e scopre dall'altra, nelle pieghe risorse per l'attività scientifica, potenziarla in termini di laboratori, borse di studio, opportunità per i più giovani e sanità pubblica per essere universalistica per tutti. Abbiamo Leone da Tre Baselli, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora Mirella, sono sull'orto, sto vangando l'orto. Bravo. Sono scappato perché quando sento cose che non vanno mi arrabbio. Allora sono scappato, ma adesso mi è venuta la voglia di chiamarti da qua. Dimmi tutto. Allora, dire che la Russia ha invaso uno Stato europeo è falso, perché l'Ucraina sì, è uno Stato europeo, ma anche la Russia è uno Stato europeo. L'Ucraina, il centro dell'Ucraina è Kiev. Kiev è stata fondata dai russi nel 500 d.C. e da lì che si è formata la civiltà russa. Cioè la civiltà russa, il centro della civiltà russa è Kiev, non è Mosca, non è San Pietroburgo, è Kiev. Il problema è che i nostri politici non sanno la storia, non sanno niente e vogliono dire che l'Ucraina è stata invasa dai russi e che l'Ucraina è un paese europeo come tutti gli altri. Non è vero, è un falso, è tutto un falso. E questa coltre di omertà che c'è, come parlavate prima all'inizio, che si vuole nascondere i disastri che sono stati fatti, i bombardamenti che sono stati fatti in Italia dopo che l'Italia si era già arresa. È tutto silenzio, cioè è tutto un falso.
Grazie, devo correre purtroppo Leone perché sono quasi in chiusura, devo far vedere ancora un servizio, ma sei stato molto chiaro, poi ognuno fa le proprie riflessioni perché siamo in uno stato libero, fortunatamente, ognuno la pensa come vuole. Andiamo a vedere invece questa manifestazione a Venezia proprio sulla sanità, poi risponderemo anche a Leone. Questa è da novembre che aspetta una prima visita dermatologica Nevi. Ancora non mi macchia mai, neanche messa in lista. Una vergogna. Sono andata a protestare, ho fatto richiesta, vai un giorno sì, un giorno no. Sempre così. Lunghe liste d'attesa, carenza di medici, tagli alla sanità. In tantissimi provenienti da varie province del Veneto hanno manifestato per le vie di Mestre con partenza dalla stazione e arrivo in piazza Ferretto. La salute non è un lusso, è un diritto indiscusso! Decine di associazioni e comitati hanno deciso di essere qui oggi a Mestre per partecipare alla manifestazione in favore della sanità pubblica contro la privatizzazione. La sanità pubblica sta allo sfascio. Noi vogliamo ancora mobilitarci perché per noi tutelare, difendere la sanità pubblica è soprattutto un diritto costituzionale. Abbiamo una crisi che interessa l'assistenza sanitaria a tutto tondo, dall'ospedale al territorio all'integrazione sociosanitaria. Anche il Partito Democratico ha voluto prendere parte alla manifestazione. Una battaglia da mettere al centro dell'agenda politica. E visto i tagli che sta facendo questo governo, visto i definanziamenti che ci sono e vista la necessità per i cittadini di avere servizi efficienti e puntuali. Oggi purtroppo chi deve curarsi è costretto a aspettare liste di attesa lunghissime, per non dire infinite, oppure a scegliere di pagare per curarsi, e questo è sostanzialmente inaccettabile. È una conquista che le nostre madri, i nostri padri hanno conquistato e noi dobbiamo difenderla a tutti i costi, perché non possiamo andare verso il modello americano. Questo governo sta togliendo i fondi alla sanità e noi dobbiamo protestare con tutte le nostre forze perché è una risorsa importantissima per la democrazia di questo Paese. Difesa della sanità che va di pari passo con la salubrità del territorio. Crescere, come sappiamo purtroppo, in territori altamente inquinati è qualcosa che va a minare alla base la salute di tutti e tutte, e già in un territorio inquinato pensiamo che sia folle costruire nuovi impianti inquinanti, e questo per noi è anche difendere la salute pubblica. Se vogliamo dignità, investiamo in sanità! Pavanetto, come commentiamo? Allora poi risponderemo anche a Leone se avete piacere, prego. Come dicevo prima, delle problematiche ci sono, nessuno si è mai nascosto dietro a queste, c'è la volontà di sistemarle il più presto possibile. La Regione fa la sua parte, non è vero il taglio, loro parlano di tagli eccetera, io dico solo che il blocco della spesa che è stato attuato dai governi precedenti, dei quali facevano parte i signori che avete visto a protestare, perché è facile protestare dopo anni, ma quando chi come loro era il governo non ha fatto nulla per cercare di sbloccare questa situazione, perché il blocco del tetto della spesa anche in regioni virtuose esiste e c'è, e la mancanza di possibilità di attuare investimenti in campo sanitario, dove il Veneto potrebbe benissimo farlo, oggi non può farlo perché mancano le leggi nazionali che possono. Questo naturalmente oggi è al vaglio di un governo che da 1 anno e mezzo è attivo, per 8-9 anni questa cosa non è stata fatta. Però, quindi noi siamo i primi a prenderci la responsabilità. Però, noi passiamo Mirella, sempre dal governo, no. Ma la regione ha un ruolo importante su quello che è la sanità e i soldi da spendere alla sanità. La regione avrà capito anche in tempi non sospetti, perché è troppo comodo dire adesso non funziona, non ho qua, non ho i soldi, ma ricordiamo sono 20 anni, 30 che sono in regione, cioè è possibile che fino adesso nessuno si sia accorto che arrivavamo a questo punto, perché si arrivava a questo punto, perché le date di nascita ci sono i pensionamenti, come mai tutto silenzio all'improvviso? Ma non funziona il governo, sì, ma in questi anni tu regione cosa hai fatto? E anche l'opposizione, parlo tutti
tutti insieme, perché adesso ci vediamo, ma prima nessuno ha detto niente, perché nessuno ha avvisato che c'erano questi problemi e che dovevano essere risolti a monte, non adesso che non abbiamo più niente, non ci sono medici perché sono andati in pensione, i nuovi non ci sono, c'è la denatalità, ma dove vogliamo andare a parare allora? Sentiamo anche il professore, cosa dice il professore? Prima non ci si accorgeva che saremmo arrivati a questo punto e che qualcuno doveva dirlo prima e rimboccarsi le maniche prima? Prego professore. Indubbiamente il problema della sanità è un problema estremamente complesso che ha radici lontane e che non è che è scoppiato adesso, ma certamente forse uno dei motivi per i quali direi non solo a livello regionale ma probabilmente a livello anche nazionale c'è stato un difetto di programmazione sul problema ad esempio del fatto che, come lei ricordava, i medici che vanno in pensione, la denatalità e tutta una serie di aspetti. Io aggiungerei però certamente il problema delle risorse, l'allocamento delle risorse è importante e ribadisco la necessità di una sanità che sia universale per tutti, come è stato fino adesso, però bisogna che tutti noi, sia chi la sanità la riceve, sia chi la gestisce, e parlo anche di chi noi medici, dobbiamo evitare assolutamente gli sprechi, non devono esserci sprechi. Io non dico che ci sono sprechi, però nel corso di questi anni probabilmente si poteva risparmiare un po' di più, non sulla pelle delle persone, evidentemente, però con scelte che potevano essere fatte di pari efficacia a costi minori. Ma questo è un problema molto complesso e molto molto tecnico. Però per rispondere in una parola alla sua domanda, sì, effettivamente una maggiore da parte. Ormai il problema viene da lontano, non è che da un anno e mezzo, 2 anni, 4 anni, il problema viene da lontano ed è fatta una serie di scelte che non sempre sono state fatte in linea quelle che dovrebbe essere l'approccio a una sanità universalistica. Molto chiaro e la ringrazio professor Cauda, perché in effetti io sono partita dicendo non da adesso, ma stiamo parlando di persone che governano da più di 30 anni, perché questa è la verità, e penso che qualcosa si sarebbe potuto fare, visto che paghiamo persone anche per fare questo, perché lo diciamo, noi paghiamo persone che dovrebbero fare anche questo, controllare che tutto deve funzionare bene, a mio avviso, perché li abbiamo pretore di persone che dovrebbero fare questo, ma lo dico io questo. Pavanetto, come ci saluta e come concludiamo? Prego. Beh, che allora il governo su queste cose ha già iniziato un lavoro. La questione dei pensionamenti, come si diceva prima, ha portato a lavorare, diciamo, oltre il limite determinate figure lavorative, e poi il blocco invece delle assunzioni non ha permesso di assumere in determinati periodi. Noi ci troviamo nelle amministrazioni pubbliche, tanto nella sanità quanto nelle amministrazioni pubbliche come anche i comuni, a non avere quella fascia intermedia di persone che possono portare avanti un lavoro. Quindi noi ci troviamo persone molto anziane che vanno in pensione e persone molto giovani che entrano, ma manca quella fascia di età perché per anni questo è stato bloccato. È chiaro che questo blocca interamente un sistema. Poi c'è stato il limite alle università per quanto riguarda la medicina, il limite nel senso delle entrate alla facoltà di medicina, che anche quello ha creato un problema nel corso degli anni. Infatti non solo il problema di pagare di più i medici o gli infermieri, c'è anche un problema di trovare gli infermieri che vanno a lavorare in ospedale, ma trovare figure di infermieri che vanno a lavorare in ospedale. Molto oggi si è fatto con gli OSS, lo sappiamo benissimo, insomma il sistema è cambiato, è stato sicuramente, e le ATS cercheranno di colmare alcune lacune, la riforma sulle ATS, che è comunque una riforma, ripeto, difficile, ma che insomma calibrata nel modo giusto potrà portare qualcosa in più sul territorio, e quindi è una sanità che è in completa evoluzione. Però partiamo da un presupposto che è quello che mi auguro, insomma, il governo
possa portare avanti come principio è che la sanità, come diceva il professore prima, deve essere universale e per tutti, e su questo io sono il primo difensore di questa cosa. Non sono per la sanità privata inteso come sanità privata. La sanità privata deve essere una cosa in più che si è e si può avere sul territorio, benissimo, però la sanità pubblica deve coprire tutto quello che è l'esigenza dal primo all'ultimo dei cittadini, e su questo naturalmente Fratelli d'Italia sposa questa iniziativa. Vede Pavanetto, io capisco anche la sua buona volontà e di tanti politici. Il problema è che io mi ritrovo con queste telefonate di persone che hanno bisogno subito di risposte, non che possono aspettare. E quando sento dire questi diversamente giovani sperano solo che noi moriamo, perché questo è il risultato, noi non abbiamo i soldi da andare nel privato, noi non abbiamo la possibilità di curarci, noi, i poveri, questi banchi alimentari che aumentano sempre di più perché c'è sempre una povertà che aumenta. Capisci che faccio fatica a capire e vedere la politica. Noi non abbiamo bisogno di parole, abbiamo bisogno di azione, Pavanetto. No, abbiamo bisogno, Mirella, di esempi. E allora le persone che sono sul territorio, proprio in materia sanitaria, e parlo in questo caso, e prendo tutta la responsabilità, i consiglieri regionali sul territorio, di destra e di sinistra, devono essere i primi a captare, a prendere le problematiche di queste persone e cercare di andare a trovare il perché non si riescono a risolvere. Perché questi sono le figure politiche che devono fare questo, altrimenti noi cosa siamo pagati a fare? Cioè questo è quello che dico io sempre. Me lo domando anch'io tante volte, sa Pavanetto, anche perché sento che adesso quelle persone che avrebbero dovuto fare questo, come dice lei, pagati per fare questo, adesso pensano solo di andare in Europa, invece di dire questo è il mio curriculum, ho capito, ma cosa hai fatto in tutti questi anni? Cosa sei riuscito a dare in tutti questi anni? Chi se ne frega se hai fatto 20 anni in regione se non hai prodotto quello che dovevi produrre? E adesso vuoi anche andare in Europa? No, Pavanetto, non ci siamo, infatti io chiamo Sveglia Veneti perché sarà importante capire le segreterie cosa decideranno di fare. Avete sentito da persone competenti, dei più illustri, veramente quelli che sanno veramente di cosa ha bisogno il Paese, ed è competenza a livello politico. Non li abbiamo in Europa, abbiamo sempre mandato, io li chiamo i trombati, e adesso ci ritroviamo, ma l'Europa ma fino adesso dove siamo stati? Chi abbiamo mandato? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo squadre in grado di portare a termine questi progetti? No. Come mai la Francia e la Spagna portano a casa i progetti e anzi rilanciano? Hanno già mangiato i fondi, hanno mangiato tutto, hanno già rilanciato, perché noi non abbiamo le squadre competenti, questo lo dico io. Grazie a Luca Spavanetto, consigliere regionale Fratelli d'Italia, grazie al professor Roberto Cauda che è stato con noi infettivologo. Le inviterò ancora, professore, chissà che magari ci sia qualche novità anche per noi buona questa volta, che abbiano investito nella scienza, nella ricerca, nella scuola, nelle università, dove abbiamo bisogno, nelle strutture per i diversamente giovani. Questo abbiamo bisogno. Non sono riuscita a far vedere gli insegnanti di sostegno perché anche là siamo a carte, cioè qua siamo a carte dappertutto, ma ve lo farò rivedere. Grazie, grazie pubblicità. Speriamo. Altri ospiti graditi abbiamo in presenza il professor Lucio Montecchio, docente di patologia vegetale all'Università di Padova. Grazie professor Montecchio di essere qui. Ringrazio anche Riccardo Ali, designer, o Ali, buongiorno, eccolo qua. Perciò il giovane, questo giovane che ha voglia veramente di inventarsi il mondo, basta che vada a lavorare, dico me, che sarebbe anche utile lasciarli lavorare liberi, che sono dei creativi numero uno, non ce lo dimentichiamo i nostri giovani e come sono creativi, però grazie a Libero e partire proprio dal professor Lucio Montecchio. Cosa ci racconta professor Montecchio proprio per quanto riguarda l'ambiente, questo ambiente dove il giovane è molto vicino, il giovane protesta per l'ambiente, ha capito che è in pericolo e ci mettono la faccia, però guai a parlare di questo, cattivi, brutti, ecco vi mandiamo in prigione. Cosa ci dice professore? Invece il giovane ha capito che è una fase molto pericolosa per il suo futuro. Prego. No, il fatto è che l'abbiamo capito anche noi non più giovani che è molto pericolosa, ma abbiamo sempre questa tendenza a comportarci da genitori, no? Quindi a rimproverare i ragazzi che hanno il coraggio e sono bravissimi a
dirlo apertamente che non si può andare avanti così. Beh, lo vediamo dalle temperature pazzesche del fine settimana scorso, cioè tocchiamo con mano ormai il mutamento del clima e tuttora buona parte delle persone non più giovani continuano a negarlo, questo è il punto, oppure a dire finalmente era anche ora, così risparmiamo i soldi del riscaldamento d'inverno. I nostri giovani invece sanno esattamente, hanno il coraggio di protestare e di dar voce anche a persone che magari vorrebbero farlo, ma per vari lacciuoli familiari, lavorativi, procrastinano. Pigrizia mentale la chiamo io, una pigrizia mentale. Convenienza miope. Miope, anche mentale, perché mi non vo combatte, il famoso mi non vo combatte. Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Eri andato a prenderti il caffè stamattina, vai. No, mentre il caffè lì mi vabbè, dai, perdono, vai. Insomma Mirella, tanto volevo dirti del 7 aprile, quella disgrazia di Treviso. Innanzitutto a Treviso e la città di Treviso c'è il tributo che pagà per liberare l'Italia dai nazifascisti intanto, va bene? E dovrebbe dare la medaglia d'oro a Treviso per tutta la popolazione che ha perso, va bene, per contrastare perché gli alleati li ha liberati, li ha fatto Camarani, ma i riusciti a scacciare i nazifascisti dall'Italia intanto, va bene? E Treviso doveva dare una bella medaglia, lo Stato, va bene, non importa, e non era così. E dopo, su quello che è l'andato dell'Italia, ed è assurdo che è l'80% che doperemo, cosa sì che 4 cretinai che mette dal voltaico, non serve niente, è l'82%, è del carbone, legno, gas, petrolio, da cosa ne mi cerca? Bisogna che i giovani, fa bene i giovani, fa queste robe che fa. Se non fossero i giovani che protesta, saressimo ancora peggio, Mirella. Diamo largo spazio ai giovani e alle persone come il professore che sa cosa che vive e non stiamo parlando di altri che non capiamo niente. Anche che vado in cerca di risolvere il problema, chi che è buoni, che ha capito Mirella. Queste persone che vogliono aiutare la natura. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Ho anche tanti video bellissimi da farvi vedere, siccome abbiamo aperto con le bombe, purtroppo questa mattina nel ricordo del 7 aprile, chiudiamo con i germogli invece. Mi piace tanto sta storia, bomba alla fine germoglio. Andiamo a vedere il primo video che ha mandato il professor Montecchio, germogli. Lucio Montecchio, professore ordinario di patologia forestale all'Università di Padova, autore di numerosi saggi e pubblicazioni su riviste scientifiche, definito dal Financial Times l'uomo che salva gli alberi. Non mi sembra una cosa da poco. Siamo qui in questo luogo splendido, culturalmente, per tradizione, per estetica, per natura, all'Orto Botanico di Padova, per fare questa chiacchierata a partire da Germogli, la tua pubblicazione edita da Cleup, che io ho trovato bellissima per la delicatezza, la gentilezza con la quale tu tratti questo rapporto intimo tra uomo e alberi. Grazie Matteo. E io partirei proprio dal frammento letterario che dà il titolo all'intera opera, Germogli, che sottolinea e va in qualche modo a ricordare quello che per te è stato l'inizio di un rito, di un gesto sacro, dove per sacro si intende non religioso, ma un gesto importante che benedice un momento particolare. Ci vuoi parlare di questo Germogli? Sì, Germogli è un breve racconto di questa raccolta di storie che ho scritto e si rifà a una lunga passeggiata che feci con l'amico Mario. Intendi Mario Rigoni Stern? Intendo Mario Rigoni Stern, oramai 20 anni fa nelle foreste di Paneveggio. E ho cercato di riassumere 2 ore di chiacchierata amichevole cercando di raccontare un'immagine
che mi è ben fissa in mente. Si rifà quando gli chiesi: Mario, ma come ha fatto a sopravvivere scappando dalla Russia? E lui semplicemente ha allungato la mano e ha raccolto un germoglio di faggio. L'ha raccolto con la gestualità di un capriolo, di un cervo, e se l'è portato alla bocca. Ecco, io da allora tutte le primavere ho questo mio personale rituale che mi ricorda quel momento assolutamente indimenticabile. Che è un momento straordinario, come tanti ce ne ha lasciati Mario Rigoni Stern. Indubbiamente. Che è stato davvero importante. Però quello lo vivo come tutto mio, perché eravamo io e lui. Certo. E se vogliamo è anche il segno distintivo di questa raccolta. Cioè memorie intime, ma da condividere con la collettività, con una prosa davvero delicata. E per questo ti faccio i complimenti. Grazie, Matteo. Cosa ne pensa Riccardo Ali, designer? Ecco, questa bellezza, lei è un creativo, questi giovani, come dice il professor Montecchio, che stanno cercando di gridare la loro paura con dei gesti anche estremi a volte, ma però ci mettono la faccia e la fanno per tutta la comunità, attenzione, non solo per loro. Prego Ali. Intanto la ringrazio Mirella per avermi richiamato un giorno. Allora, riguardo al fattore giovani, io insegno anche a scuola e devo dire, vedo che molti hanno perso la curiosità, ma non è neanche una colpa loro, è proprio un discorso societario. Siamo dentro una società in cui appunto ci viene tutto dato, no? Tutto esposto. Quindi vedere persone che si impegnano, che ci mettono la faccia, come diceva lei, vuol dire anche mettersi in prima linea, vuol dire fare ricerca, in modo comunque di cercare una soluzione, di cercare qualcosa che possa essere diverso, un cambiamento, e questa cosa è molto 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 importante. Quindi grandissimo supporto a chi muove in avanti, guarda in avanti e scende in piazza a metterci la faccia, ecco. Senta Ali, secondo lei perché qualcuno non ascolta questi giovani? Li sentono, ma non li ascoltano. Eppure il loro obiettivo è molto chiaro. È l'ambiente, è quello che troverò nel mio futuro. Perché secondo lei? Eppure questi governanti hanno loro famiglie, figli, nipoti, cioè io penso, ma li hanno questi? O sono tutti scapoloni, tutti che non vogliono sapere? Cioè hanno famiglie. Come mai questo ambiente non interessa? La sanità pubblica non interessa, l'ambiente non interessa, la scuola poco perché non si investe. Infatti poi vedremo anche questo video, voglio vederlo con voi. Cioè i valori della vita, della società non interessano, ma stiamo scherzando? Prego Ali. Il discorso appunto è ambientale, cioè non possiamo pretendere che le istituzioni che non sanno rapportarsi al tempo moderno, ok, si rapportino con i giovani. È impossibile questa cosa, bisogna parlare il loro linguaggio. Il loro linguaggio, ahimè, si muove sui social, i social propongono al 90%, mi passi il termine, puttanate incredibili e ignoranza. E quindi dov'è la parte culturale? Dov'è la parte che può, attraverso proprio un procedimento di avviciniamoci ai linguaggi dei giovani, ok, far interessare a tutta una serie di cose come appunto la sanità, l'ambiente, questo o quell'altro. Si parla di ambiente, ma si parla di ambiente in maniera trendy, nel senso che si fa tutta una sensibilizzazione per fare cosa? Per vendere più prodotti. È quello il discorso, cioè l'ambiente diventa motivo di marketing, quindi anche il messaggio arriva, ma arriva in maniera deviata. Non è un messaggio corretto. Non è un messaggio giusto. Sono d'accordo. Sentiamo il professor Montecchio come commenta. Professore, anche lei insegna, perciò? Sì, riflettevo sul fatto che io appartengo a quella generazione che ha fatto le proteste. Le ha fatte le proteste. Protesta nel senso il coraggio di dire no, non sto parlando di atti violenti chiaramente. E noi ci credevamo in un futuro diverso, parlo degli anni 70, fine anni 70, e poi io per primo ci siamo assuefatti. Questo è il problema, un po' alla volta, giorno dopo giorno ci siamo assuefatti al fatto che tanto ci penserà qualcun altro. E all'epoca non c'erano i social, non c'era certa televisione, semplicemente ci siamo lasciati andare lungo il percorso più facile, più promettente,
in cerca del lavoro fisso. Insomma, io mi sento corresponsabile assolutamente, personalmente, di questa cosa alla quale siamo arrivati, che è questa situazione che è deplorevole sicuramente. E grazie a questi nostri ragazzi c'è assolutamente, c'è speranza, ma non c'è solo speranza, c'è certezza, secondo me, attorno al fatto che stiamo toccando con mano anche prospettive, visioni diverse, che però già conoscevamo. Questo che mi fa arrabbiare personalmente con me stesso, lo sapevamo già anche noi. Perché abbiamo perso 40 anni? Perché noi, professore, a mio avviso, perché qua bisogna andare in politica, abbiamo delegato delle persone convinte che queste persone nel futuro diventassero dei buoni padri di famiglia, che sapessero veramente i bisogni della comunità. Questo abbiamo fatto. Noi abbiamo delegato, perché facevamo altri lavori, a persone che si erano impegnate a fare questo. E poi sono andate da un'altra parte. Questa è la verità, perché noi abbiamo fatto questo, se no cosa serve la politica? Allora facciamo a meno di farla. Noi abbiamo delegato, ognuno per i propri motivi, qualcun altro nel quale credevamo per fare questo. Cosa dice Ali? Poi vediamo anche il video di Ali, prego. Allora, a livello di delegare sì, è giusto, però rendiamoci conto anche di cosa erano i politici una volta e di cosa sono i politici adesso. Ok, una volta il politico era un vero politico, adesso un politico è uno che sta sui... cioè, nel senso, sono seguiti da studi di marketing, da persone che appunto valorizzano la loro immagine. Quanto c'è di reale del pensiero del politico in quello che il politico oggi comunica? Quindi è il solito discorso, non ci si lamenta tanto, però siamo figli dei nostri tempi, no? Sta a noi, che siamo magari più vecchi, cercare di educare le nuove generazioni, però è nella nostra coscienza, loro sono vasi da riempire, noi ci siamo già riempiti, come diceva il professore, lui si sente un po' colpevole. Ok, adesso ha la possibilità, attraverso il rapporto con i giovani, di dire: ragazzi, io ho le mie colpe, voi cercate di non farlo, il mio esempio è questo, cercate di non farlo. Però, ripeto, purtroppo si è creato un gap dove bisogna riuscire a parlare con loro. Quindi noi abbiamo un ulteriore compito, che è quello di imparare i nuovi linguaggi, andare da loro e raccontargli i nostri errori attraverso il loro linguaggio, affinché loro lo capiscano. Questa cosa è veramente importante, perché non si può continuare a parlare, che ne so, in latino, ok, al giorno d'oggi, perché ti capiscono in 3 persone. È un parallelismo un po' assurdo, ma è quello che avviene. Io mi ricordo, quando ero ragazzino io, mio padre si stupiva che in sala giochi riuscivamo con una levetta e 2 pulsanti a muovere un personaggio all'interno del videogioco, ok? Figurarsi oggi se noi non ci rapportiamo, non impariamo noi per primi a capire tutto questo nuovo mondo che è fatto di comunicazione, al 100% è fatto di comunicazione, ok? Se non lo impariamo prima noi, come facciamo a comunicare con queste generazioni che nascono dentro questa cosa e parlano nuovi linguaggi? Bisogna cominciare ad avvicinarci noi per primi, per sforzo noi, se vogliamo coltivare i giovani. Questo è secondo me. Allora andiamo a vedere il video di Ali e poi lo commentiamo col professor Montecchio e anche con Ali. Andiamo a vedere il primo video. Qui cosa vediamo, Ali? He was a punk, she did ballet. What more can I say? He was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. Let's go. Nobody knows me, bugs life. Been around a minute, but it's alright. Need no validation on my game's time. Game tag, flash flag, not high. Keeping it real, guess I'm not really. I got the skill, I see no limit. I got the homies and family with me. Should be enough just to wish Shia LaBeouf. Yeah, I know it's old, but it fits in this scene. I was looking for some inspiration, but all I had wasn't me. Dreaming of epiphanies, hoping that they get to me. On my shoulders, mini me's, garnering my sympathy. All they want is love. Yeah, I know that's enough now. Used to think I needed enemies, just wanted some empathy. Turns out I actually am tough as I pretend to be. Found it in the love.
Yeah. I know I'm enough now, 'cause what's a feeling but a moment? Yeah. All these feelings I was holding, yeah. Baby, that's just time lost. Baby, that's a high cost. Allora, professore, lo vedevo molto attento a guardare questo video, quello che ha portato Ali, prego, e come commenta quello che ha detto Ali? Beh, queste troppo brevi immagini mi sono piaciute molto, congratulazioni, è la prima volta che le vedo, dottor Ali, le chiedo scusa della mia profondissima ignoranza. Sono belle, sono vivaci, sono molto... mi verrebbe a dire pop, ma vorrei dire rap. Ma no, in realtà sa... la cosa interessante è proprio questa, no? Io mi occupo principalmente di calligrafia e design e quindi portare un linguaggio antico come quello della calligrafia, che oggi si sta quasi perdendo, riportarlo appunto ai giorni nostri e modernizzarlo attraverso anche un processo di digitalizzazione, quindi unire due mondi, quello analogico di sporcarsi le mani e quello digitale, okay, fatto di numeri binari, okay, riuscire a unire questo tipo di mondi diversi è un modo proprio per avvicinare le persone a cose che sembrano perse ma che in realtà hanno un valore veramente importante, perché sono quelle cose analogiche di cui noi abbiamo un sacco bisogno come l'ambiente, appunto. Professor Montecchio, sentiamo come commenta, prego. Come commento? Mi viene da fare un'analogia, non so se è adeguata o meno, ma io mi sono soffermato, allora io porto gli occhiali ma li tengo sempre di fianco perché mi vedo più bello senza, mettiamola così, il mio narcisismo arriva addirittura a questo. E finché lei mandavano in onda White Line, io mi sono ho inforcato gli occhiali, mi sono soffermato a leggere con attenzione White Line. Cosa intendo dire? E forse fa riferimento a quello che ci siamo detti prima, no? Il significato, cioè avere anche il tempo di pensare al significato delle parole. Pensare al significato delle parole e dare concretezza ai nostri gesti pensandoci prima, no? Molto spesso in queste giornate, vita frenetica, scambiamo una parola con un'altra, non diamo significato a certi aggettivi e forse lì qualcuno ci frega, non diamo significato a certe cose che leggiamo, parlo ad esempio della pubblicità. White line, che sono due parole di una semplicità assoluta, io per leggerla e cominciare a pensarci mi sono messo gli occhiali, ecco, questo mi viene da pensare, quindi anche a quelle bellissime immagini di insetti reinterpretati, quindi una reinterpretazione anche della visione così emozionale della natura, che simbolicamente può essere rappresentata da un insetto o da un albero o da quel che uno preferisce. Mi piace davvero molto, mi piace davvero molto. Mi fa piacere. Allora andiamo a vedere invece adesso il secondo video Germogli, e perché parliamo di ambiente, di natura, di alberi, di verde. Andiamo a vedere. Totem è un racconto molto toccante, molto bello, nel quale tu racconti, ricordi l'incontro con questo signore canadese in occasione di un tuo viaggio in quel paese nordamericano, e questo signore dice: gli alberi non sono legno. Cosa sono? Sì, questo racconto, io soffro di insonnia, no? E dopo tutte queste ore il jet lag mi stava massacrando, quindi sono semplicemente sceso e ho incontrato casualmente questo signore, un nativo americano, come succede da tutte le parti del mondo, e le persone che appartengono a certe classi sociali, purtroppo esistono le classi sociali, fanno i lavori più umili, e stava pulendo questa pensilina e alla fine, chiacchierando, mi ha raccontato che suo nonno faceva totem, non scolpiva totem, faceva totem, era un artigiano di totem, e quando io gli ho chiesto: ma di che legno li fate i totem? E lui mi ha guardato sorpreso, mi ha risposto: non li facciamo di legno, li facciamo di albero. E lì ti lascia spiazzato, perché è
la persona più semplice che io potessi trovare quel giorno mi ha detto una cosa magica, cioè che gli alberi hanno un'identità, hanno uno spirito, hanno un'anima, certo. E per questo è importante scegliere quell'albero invece di tutti gli altri che gli sono vicini per realizzare quel totem che avrà quella funzione. L'albero non è legno, quindi ma è cultura. È cultura, è tradizione ed è linguaggio. Lui dice scolpiamo l'albero in funzione di quello che rappresenta al suo interno. Certo. E quindi hai il totem da matrimonio, il totem da funerale, il totem da... ci sono totem che servono semplicemente per prendere in giro bonariamente degli amici perché hanno fatto una grande marachella. E questo te lo dice l'albero finché è ancora albero, no? E resta albero anche sotto forma di totem a rappresentare in un linguaggio universale che è quello della simbologia, un po' come i geroglifici oppure le iconcine che usiamo quando ci mandiamo messaggi al telefono, a rappresentare frasi intere, storie, a raccontare storie semplicemente dalla forma e dai colori che questo albero in una nuova versione prende. Certo. Ogni volta che taglio una di quelle querce mi si stringe il cuore. Queste foreste sono state il rifugio mio e di altri 8 miei compagni di classe per molti giorni, durante i bombardamenti. Questa è una frase di Andrei, una persona che hai conosciuto in occasione di un tuo viaggio in Slavonia, nella ex Jugoslavia, e si parla di bosco come rifugio durante la guerra. E in tempo di pace, ti chiedo, da che cosa può proteggerci un bosco? In tempo di pace il bosco ci protegge dai conflitti quotidiani, da quei banali conflitti che viviamo in modo anche esasperato, soprattutto in questo periodo particolare, assolutamente particolare. E quindi il bosco è rifugio come è sempre stato. Luogo dell'anima, di rigenerazione. Assolutamente sì. Certo. Questo Andrei ne ha viste di cose. Andrei ha visto, c'è un brano in cui dice la chiamavano pulizia etnica, sì. Ma di pulito non c'era nulla, no? Sì. E lui me l'ha detto di persona 3 anni fa, Andrei. E quella è una frase che veramente ti lascia una pietra nel cuore. Assolutamente. Sono immagini toccanti, avete visto le mascherine, non dobbiamo dimenticare niente, anche noi abbiamo fatto questa guerra, una guerra che abbiamo avuto molta paura anche. Ecco, non c'erano le bombe, ma c'era un'altra bomba a orologeria, che se non trovavano i vaccini non so che fine avremmo fatto. Allora Ali, un minuto per salutarci e commentare questo video. Ci sono, un attimo. Eccoci, scusate, ho avuto un attimo di... No, mi piace molto che la cosa che traspare da questo video è un po' di lentezza ed è una cosa che a noi manca. Noi siamo sempre iperstimolati, viviamo veramente sotto stimolo continuo. Invece un po' di lentezza, un po' come diceva il professore prima, che si è preso un attimo per rallentare, mettersi gli occhiali, vedere cosa stavo scrivendo, ragionare su quello che stava succedendo, no? Che poi è una scritta semplice perché white line è perché avevo il pennarello bianco e quindi non sapevo cosa scrivo, ho scritto linee bianche, no? Linea bianca. Però è questo, un po' di lentezza, un po' di ritorno a dei ritmi umani. Allora un minuto anche per il professor Montecchio perché devo correre, scusate, ma vi inviterò ancora un minuto, professore, per salutarci. Sì, mi viene in mente la formula della velocità, spazio diviso tempo, no? È quello che ci manca, caro Ali, è proprio quello, il tempo, il senso del tempo, il tempo del tempo, ecco, mettiamola così. Ecco, diciamo a Ali che se vuole andare a trovare il professore sarebbe lieto di far vedere questa bellezza che abbiamo a 2 passi da casa e che molti non conoscono. La conosce Ali? L'Orto Botanico di Padova? Sì, bellissimo. Ecco, vedete che abbiamo le persone giovani che sanno di cosa parliamo. Voi a casa siate meno pigri. E siete tutti invitati. Ecco, appunto, grazie sia a Riccardo Ali Design che al professor Lucio Montecchio di essere stato con noi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Castrato alla chietina. Fra le regioni d'Italia, l'Abruzzo è probabilmente quella che più tiene integra la sua arte culinaria. La ragione è orografica. Deriva dall'asperità delle catene montuose che da sempre separano la terra del grande poeta latino Ovidio, caro agli abruzzesi, dal mondo circostante. Ingredienti per 4 persone.
1 chilogrammo di castrato a pezzi, 50 grammi di ventresca, 300 grammi di passata di pomodoro, una cipolla, una costa di sedano, 2 carote gialle, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, vino bianco secco, aglio, prezzemolo, origano. Tagliate la cipolla, le carote e il sedano a fettine. Mettete in una casseruola l'olio, il castrato, la ventresca a pezzetti e il misto di aromi a fettine. Fate rosolare a fuoco moderato. Aggiungete 2 spicchi di aglio schiacciati. Condite con sale e pepe. Quando la carne avrà raggiunto una bella colorazione dorata, bagnatela con un bicchiere di vino bianco secco che lascerete evaporare. A questo punto versate nella casseruola la passata di pomodoro. Un ciuffo di prezzemolo trito e un pizzico di origano. Bagnate il tutto con qualche cucchiaio di acqua, se necessario, e ultimate la cottura. Prima di servire, passate al setaccio tutto il fondo di cottura e con questa salsetta bagnate il castrato. Buon appetito!